qui ci troviamo nell'ospedale austro-ungarico, quindi è una grotta millenaria che loro l'hanno usata per portare i feriti, e quindi pensate voi le persone, soldati dilaniati che arrivavano qui. Naturalmente l'entrata di questa grotta è presa nella parte del versante dove non arrivano le bombe, il Piave dall'altra parte, qui arrivavano secondariamente. Per ricordare questa tragedia, ecco, depositiamo qui Piero Stefano un cestino, appunto una piantina per ricordare, e magari 2 minuti di silenzio per una riflessione su cosa era in questo tremendo luogo nel 1918, quindi battaglia del solstizio. Ecco, come vedete qui abbiamo fatto una targa al tempo con gli amici di Caporetto, qui Guido Spalla. Quella croce lì è fatta dall'artista che ricordiamo, Angelo Pisu. Questa è una millenaria grotta che noi riportiamo dopo, se leggete, in quello che inauguriamo oggi, la ferrovia, questa zona qui, e precedentemente era un luogo su queste strade impervie battute dai briganti, quindi chi doveva mettersi a passare da Pieve del Soligo andare a Ponte della Privola si fermava lì, che dopo vedrete, a fare il segno della croce, fare un'offerta e pensando di passare la Lissia, ecco, perché chi arrivava in queste cose, c'erano delle famiglie che sequestravano le persone, le derubavano di quello che avevano, oppure le portavano dentro qui, le imprigionavano qui e magari chiedevano riscatto. Ecco, questa è un po' la situazione che era nel 1700-1800. Quindi questa è una grotta naturale che dopo è stata ampliata un po' nella Grande Guerra, come vedete in fondo, che è stata scalpellata per essere più cose. Hanno fatto questi rialzi qui per adagiare i feriti. Quando abbiamo scoperto, io mi sono informato dagli archivi di Vienna e Budapest, nella seconda guerra mondiale c'era ancora un buco da andare dentro come rifugio. Qui noi, persone di buona volontà, con Pietro Stefan che è qui testimone, Angelo Pisu e altri 15 persone circa, che io dopo li ho premiati con la medaglia d'oro, abbiamo lavorato praticamente 7-8 mesi, pare badile, e abbiamo tirato giù il materiale qui, portato fuori giù di qua. Dopo le piene del Ruglio ci hanno aiutato a portare via il materiale, ma qui era chiuso, insomma. Questa parte qui, se fosse pulita, vedete che era stata utilizzata anche come cava, veniva utilizzato questa pietra salisa per monumento, quindi anche il monumento che è fatto a Treviso davanti al municipio, che è una fontana, questa fontana è stata fatta con questo materiale qui, quindi i Collalto hanno donato Conti di Treviso a Treviso questo materiale, che dopo è stata scolpita la fontana. Buongiorno, buongiorno, Mirella è raffreddata, ma non importa, andiamo sempre avanti. Allora abbiamo aperto con la Grande Guerra di Dio ti salvi, Perin, questa passione che unisce questi imprenditori a far conoscere la storia. Io spero tanto che quei buchi rimangano, speriamo che resta chi busi, perché se va avanti così andiamo dentro chi busi un'altra volta, meglio che rimangano. Fa bene Perin a far vedere i percorsi, non si sa mai, perché di pazzi in giro per il mondo ce ne sono sempre, ne esisteranno sempre, ne nasceranno sempre. Ne basta uno per prendere il problema di tutti. Saluto gli ospiti, il dottor Francesco Mezzavilla, grazie dottor Mezzavilla di essere qui con noi. Grazie a voi. E saluto anche Christine Freund,
centro di riabilitazione e rieducazione equestre, deve ancora collegarsi e dopo la salutiamo. Allora, dottor Mezzavilla, intanto grazie di essere qui, lei è biologo, soprattutto ama il territorio, cerca di dare anche, scrivendo anche dei libri, delle importanti informazioni a quegli uomini, a quelle persone che non riescono a capire la fragilità del territorio, che continuano a tagliare, cementificare, uccidere gli animali. Gli animali per loro per queste persone sono diventati tutti pericolosi, abbiamo lupi dappertutto, abbiamo di tutto di più, tanto per mettere paura, e la paura è quella che regna sovrana e fa veramente riflettere, perché crea dei disastri incredibili anche a livello psicologico. Prego, dottor Mezzavilla. Sì, in effetti negli ultimi 30-40 anni, che è il periodo durante il quale ho cercato di approfondire le conoscenze in campo naturale nel territorio trevigiano e veneto in particolare, ma comunque soprattutto nel trevigiano e in parte nel bellunese, vediamo come la situazione sia notevolmente cambiata, notevolmente modificata. Gli assetti naturali si sono completamente evoluti. Da una parte abbiamo estinzioni di specie e dall'altra abbiamo l'arrivo di specie che non hanno nulla a che vedere, le cosiddette specie alloctone, che sono particolarmente impattanti. Il pubblico senz'altro conoscerà le problematiche legate alle nutrie perché sono quelle più diffuse. La nutria è scappata dagli allevamenti, veniva utilizzata nel passato per fare le pellicce, la famosa pelliccia di Castorino non era nient'altro che la parte più sottostante alla pelle prodotta, diciamo così, dalle nutrie, le quali venivano allevate per far pellicce. Lasciate libere, scappate e naturalmente hanno avuto questa notevolissima capacità di espandersi. È l'esempio tra i più eclatanti, ma ne avremo alcune, direi diverse centinaia, tra animali e piante. Oramai non sappiamo più come contrastare questo fenomeno. Dall'altra parte invece abbiamo una realtà completamente diversa che concerne soprattutto le modificazioni dell'ambiente. Quindi noi siamo passati da un'agricoltura particolarmente, diciamo così, adeguata alle esigenze naturali e sostenibile, se possiamo usare questo termine, a un qualcosa di industrializzato che è completamente diverso. Ma al di là del tipo di agricoltura, il problema di base rimangono comunque tutte quelle sostanze che sono impattanti, i cosiddetti biocidi, se possiamo usare questo termine generico. Vuoi per ammazzare o ridurre la presenza di un parassita, vuoi per aumentare la produzione, vuoi per un motivo o per l'altro, naturalmente l'assetto territoriale è completamente cambiato e ne vediamo tutte le conseguenze. Su questa realtà si insediano tutta una serie di situazioni che vedono da un certo punto di vista una diminuzione del livello di biodiversità. Quindi la presenza del numero di specie sta calando, sta tracollando in moltissime aree e soprattutto per prime scompaiono le specie più sensibili, quelle che hanno maggiore difficoltà a resistere ai cambiamenti, e invece hanno il sopravvento le specie, quelle cosiddette generaliste, che invece si adeguano tranquillamente, che magari vanno a mangiare negli immondezzai, che mangiano animali morti o sono saprofite. E questa è una realtà che va bene, ma solamente in parte. Ecco, la caduta di biodiversità è senz'altro una realtà particolare. Rispetto a tutto ciò, noi abbiamo in Italia una rete di aree pseudoprotette, se posso usare questo termine, magari riportate lì sulla carta, ma che molto spesso non hanno le capacità, diciamo così, di gestione di queste aree. Mancano i finanziamenti, mancano le strutture, mancano le persone adeguate a tutelare queste aree, quindi sono lì sulla carta, ma poi ne vengono un po' di tutti i colori. In effetti ieri si parlava proprio con i miei ospiti, patrimonio UNESCO, però io sarei dell'idea che quando è patrimonio UNESCO nessuno deve più toccare quel patrimonio, invece vediamo che sulla carta è scritto patrimonio UNESCO e poi vediamo che all'interno di questi siti meravigliosi la mano dell'uomo, perché è sempre quello, distrugge anche quello che è il patrimonio UNESCO. Questa è la verità e l'ho detto anche ieri. Un'altra domanda che volevo farle, dottor Mezzavilla, è anche questa però. È vero che ci sono questi lupi, ci sono gli orsi, però in altre realtà, anche in Calabria,
oppure andiamo anche in Canada, le persone convivono, le famiglie convivono, la popolazione convive con questi animali. Noi vediamo 2 lupi e un orso e la prima cosa che si decide di fare è abbatterli. Ecco, la prima cosa, perché al posto di 3 sembra che ce ne siano 3000 e questo non va bene anche perché il territorio è nato così, cioè non è che sono loro che si sono impadroniti, è l'uomo che non si ferma più, che vuole arrivare sempre più in alto, che vuole appropriarsi di quei territori che una volta erano di questi meravigliosi animali. E poi è stato lui che ha messo nel territorio certi tipi di animali. Adesso dice, ma sono arrivati sono arrivati da dove li hai portati tu. Cosa si può fare anche a livello culturale per far capire invece il rispetto della natura, dottor Mezzavilla? Ma quando noi parliamo di grandi carnivori, quindi lupo, orso e altri di questo tipo, il problema è particolarmente complesso, però visto che negli ultimi tempi diciamo la situazione bollente è quella che riguarda il lupo, che si sta espandendo un po' dappertutto, per prima cosa mi viene da dire che noi non possiamo speculare sul fatto che il lupo è una bestia cattiva, ecco, questo è un dato di fatto. Il lupo è il lupo e non è né buono né cattivo. Cito per l'ennesima volta una delle tante frasi che riporta spesso il dottor Boitani, che è il massimo esperto di lupi e di carnivori, di grandi carnivori in Italia, ma soprattutto all'estero, ricordiamocelo, che maggiori pubblicazioni a livello internazionale sono state fatte da lui e quindi conosce bene la tematica. È chiaro che l'uomo in maniera atavica ha sempre avuto paura del lupo, questo è un dato di fatto, però se noi guardiamo la situazione come sta, per fortuna anche, noi vediamo come il lupo sia ritenuto una specie cattiva e che è pericoloso per l'uomo. Ecco, io quando sento queste affermazioni un po' inorridisco, nel senso che si specula su questa realtà. Si specula dicendo, ad esempio... Vediamo anche la copertina, dottor Mezzavilla, che lei ha proprio scritto questo libro, Il lupo in Cansiglio, risultati delle indagini, mi sembra che abbiate dei numeri importanti da dare. Sì, in effetti le mie considerazioni partono proprio da questi 7-8 anni di indagini fatte nel Cansiglio con un gruppo di lavoro piuttosto articolato e diciamo anche capace di operare nel territorio. Il problema fondamentale è che quando si parla di lupo chiaramente c'è una doppia faccia della medaglia. Da una parte abbiamo l'animale predatore, che è un predatore di selvatici o di animali domestici quando mancano i selvatici, e dall'altra parte c'è l'ipotetico impatto sull'uomo. Allora, l'impatto sull'uomo, intanto c'è da dire che sull'uomo sono almeno 100 anni che in Italia non ci sono dati certi, ribadisco certi, perché alcune affermazioni fatte non sono assolutamente vere. Quando si vuole fare terrorismo si dice che il lupo ha aggredito 10 persone in Italia. Non è vero, non è vero. Abbiamo avuto dei casi in cui sì, un lupo, eravamo in Puglia qualche anno fa, si è attaccato ai pantaloni di una signora e ha cominciato a strattonarli, però non l'aveva morsa. Poi si è visto che il lupo aveva il segno del collare. Era un lupo selvatico che era stato catturato in natura, preso in natura e tenuto a livello domestico per creare quella speciale razza che è il lupo cecoslovacco, di cui adesso c'è una grande diffusione in tutta Italia, ma che molte volte si comporta un po' da lupo e un po' da cane domestico, quindi è un po' una situazione così. Non per colpa sua, naturalmente. Non per colpa sua. Chiaramente è chiaro che il cittadino comune ha paura quando vede le immagini dei lupi che si muovono in mezzo alle case, o anche le ultime immagini che abbiamo visto pochi giorni fa del lupo che si muoveva a Fagarè, vicino a Ponte di Piave. Ed altri di questo tipo, vediamo che il comportamento è caratteristico. Il lupo ti guarda, ti studia e poi gira la coda, diciamo così, e se ne va tranquillo. Questo è un dato di fatto che nessun cane domestico rinselvatichito fa, perché il cane domestico invece che è rinselvatichito attacca l'uomo. Noi parliamo tanto di attacchi del lupo, scusate, nei riguardi dell'uomo, ma non teniamo conto alle decine di persone che sono morte per attacchi dei cani domestici.
morte, e mentre per il lupo non si hanno. Quindi io vorrei completamente sfatare questo mito. C'è la paura di andare nei boschi col terrore di trovare il certo, lupo, attenti al lupo come Cappuccetto Rosso che ti mangia. Questa è proprio una considerazione atavica che ci portiamo dietro di Cappuccetto Rosso e tutte storie di questo tipo, però vediamo anche da queste immagini come lui si muova a guardingo. Allora, nei riguardi del lupo l'unico problema serio e che va affrontato seriamente, non dicendo cose fasulle, è l'impatto che ha il lupo sugli animali domestici. Questo è un dato di fatto. Qui bisogna mettere in piedi, ma in parte già si fa, perché io mi permetto di dare merito anche alla Regione Veneto, ma soprattutto alla provincia di Belluno, che poi questo lo dice anche in incontri pubblici, l'ha affermato anche uno dei rappresentanti degli allevatori, che ha detto che in provincia di Belluno, per fortuna, mettendo i recinti e operando in una maniera particolare, gli animali, l'aggressione nei riguardi delle greggi, delle vacche, è diminuita. Se andiamo invece in altre province vicine, o regioni vicine, per dire Trento, Bolzano, lì interventi di dissuasione o comunque di contenimento sono stati fatti in misura molto molto limitata, e quindi è chiaro che lì dove arriva il lupo si trova questo branco di pecore, questo gregge di pecore, e li può attaccare. Anche l'uomo quando ha fame ruba e mangia e uccide, perciò non è che siamo molto lontani dai lupi. Allora saluto anche Christine Freund, grazie Christine di essere qui. Ecco, so che lei è un amante della natura, degli animali, perciò penso che oggi essere ospite con il dottor Francesco Mirzavilla per me è sempre un onore, Christine, perché è proprio una persona per bene che cerca di dare anche delle spiegazioni veramente valide, concrete, dei numeri veri, certi, da un'angolazione giusta, non da un'angolazione politica, perché anche in questi giorni sentiamo i numeri, bisogna vedere però da che angolazione danno i numeri, perché dopo li diamo anche noi, perché non riusciamo più a capire niente. Allora Christine, cosa ci dice invece lei che ama gli animali, questi cavalli meravigliosi, che fa questa ipoterapia per le fragilità, che è una cosa veramente che dobbiamo dirle grazie. Prego, com'è la situazione dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista io sono sempre felice che sento che ci siano lupi, orsi. Da noi vicino adesso abbiamo un sacco di volpi. A me fa sentirmi parte di un sistema grande e questo mi consola quando vedo sull'altro lato come roviniamo tutto l'ambiente. Io penso che dobbiamo difendere i nostri animali domestici al posto di combattere i predatori che fanno alla fine solo quello che fanno per vivere. Allora anche a me il lupo ha già mangiato caline, anatre, allora l'ha fatto solo perché io ho dimenticato di chiudere la porta del cancello di notte. Vuol dire che è colpa mia, non colpa del lupo o della volpe. Però è anche vero che la paura regna sovrana e naturalmente, come fanno sempre, sono riusciti a mettere uno contro l'altro. Non parliamo poi di chi difende anche la caccia, ecco, perché abbiamo visto, e soprattutto questa paura che ho ricevuto anche delle telefonate di andare nei sentieri anche di montagna, di andare anche nei boschi, per questa paura di incontrare il lupo, addirittura l'orso. Ecco, lei non è nata in Italia, ma nel suo paese d'origine com'è la situazione? È molto, molto da confrontare con il Veneto, lì zona Belluno eccetera, è un po' la stessa cosa, ci sono sempre questi litigi, ma se io voglio andare in montagna, ho paura di incontrare un orso o un lupo, la prima cosa che faccio io mi informo come mi comporto nel caso che succede. Io provo di capire quanto alto è veramente il rischio per me come persona. Se dopo ho troppo paura io non vado dove abita l'orso per esempio o il lupo, rimango a casa mia dove il lupo non viene. Ma secondo me ci vuole soprattutto più informazione, perché quella gente che parla di attacchi e di, non lo so, come ha detto il signore giustamente, queste sono storie, bisogna verificare e pubblicare bene i fatti e non le storie da bambini. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto hai ragione benissimo degli orsi, dei lupi, delle cose, però oggi è montagna,
non è più quella di una volta, è un vettore di lavoro, che ha costruito di tutto in montagna e gli ha portato via a quegli animali che è qua, va bene? Però gli ha creato benessere per la gente che lavora, che fa, è una cosa, è un problema troppo grosso, non si può semplificare, non vado perché se ho paura non vado, alberghi che c'era, case, formaggeri, tutto quanto, ormai è diventato un business che gira miliardi per le montagne. Una volta andava via con le valigie del cartone, andava all'estero, adesso inizia il personale, cosa vuol dire? Bisogna vedere anche agli orsi, anche ai lupi, giustamente una volta gli esisteva, ma gli faceva estensione degli animali che non correva massa, io li chattava, ed era una selezione naturale e va bene. Però devo un colpo a base e un colpo a sesso, nel senso di cercare una volta si pagava, si prescriveva con amici che erano gregge, pecore. Se aveva un lupo che mangiava due capre o due pecore, che pagava, io gli facevo le robe, gli facevo le fotografie di resti come vedevamo queste robe e veniva risarcito dalla regione. Era un bel sistema da quello, partire avanti che i lupi e non può vivere in spiaggia, bisogna stare sul suo territorio. Cara Mirella, ti saluto, buongiorno. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Rinaldo, prego Mezzavilla. Sono di Verona che mi ha salutato. Ecco. Ciao Mirella. Ciao. Sì, la situazione, il problema è molto complesso, per carità, no, non è facile spiegarlo così in tempi relativamente brevi, però direi dove i lupi impattano con le attività dell'uomo, quindi intendo l'allevamento, soprattutto pecore, ovini, vacche, asini, cavalli e il resto, praticamente bisogna trovare delle soluzioni. La soluzione fondamentale che ha messo in atto la Regione Veneto è quella di risarcire e quindi gran parte vengono fatti i risarcimenti, quindi questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che dovremmo seguire tre indirizzi particolari che vengono dati dalla Comunità Europea e dai ricercatori, il famoso trattato che hanno messo in atto. Prima cosa bisogna fare ricerca, ossia censimento di cosa sono, quanti sono e dove sono. Seconda cosa, bisogna fare informazione e soprattutto sostenere le attività agricole, chiaramente gli allevamenti, e come ultima spiaggia, solo come ultima spiaggia, si potrebbe arrivare alla gestione. Gestione vuol dire tantissime cose, vuol dire dall'intervenire ammazzando l'animale, cosa che però nel caso del lupo, a mio avviso e a avviso anche del mondo della ricerca, non è sempre compatibile, perché se io sparo a un lupo, ne ammazzo uno all'interno di un branco, perché hanno una realtà sociale abbastanza complessa, il branco si rompe e si creano altri 4, 5 realtà completamente, lo disperdo e se ne creano ancora. Quindi, perché manca il capo? Perché manca il capo, perché viene rotto quel legame particolare etologico, comportamentale che si crea all'interno del gruppo. Quindi anche questo va bene fino a un certo punto, ecco, le attività di cattura e di abbattimento non sempre hanno avuto l'effetto sperato. Allora andiamo a vedere anche cosa fa la nostra Christine Freund, questa ipoterapia, questa riabilitazione e rieducazione equestre. Guardiamo le immagini di Villa Margherita, dove là abbiamo iniziato e abbiamo conosciuto anche Christine. Ecco, com'è la situazione, Christine? Animale e fragilità. Ecco, questo animale meraviglioso come tutti gli animali, ma il cavallo specialmente, che non vede la fragilità, anzi aiuta la fragilità, e questa persona, che sia piccola o grande, sente di essere sicura, sente che si può affidare. Prego Christine. Innanzitutto bisogna dire che quei cavalli che sono capaci di sviluppare questa empatia nei confronto della persona che hanno o davanti o sopra, non tutti i cavalli sono capaci di fare questa cosa, ma i cavalli che sono capaci capiscono che la persona con cui hanno a che fare è fragile, e mi sembra che fa parte del loro istinto del branco di proteggere il più vulnerabile. E quando
io ho cavalli qui che si fanno disturbare facilmente da una persona normodotata quando si comporta in maniera strana, ma quando ha una persona disabile vicino è super tranquillo, non si muove, non si agita, si fa toccare dappertutto. Io penso che è l'empatia che prova l'animale del branco. Questo è un istinto che possiamo, fra virgolette, adesso sfruttare per il benessere delle persone fragili e vulnerabili. Senta Christine, com'è la situazione per quanto riguarda tenere in piedi anche questa struttura, queste attività importantissime perché aiutano veramente le fragilità a sentirsi normali, a vivere la quotidianità? Ecco, secondo lei si investe su questo, riescono a capire l'importante lavoro che state facendo? Prego Christine. Penso che tutti dicono che il nostro lavoro è molto importante, è super bello, eccetera, eccetera, ma la realtà è diversa. Noi teniamo in piedi questa attività e noi abbiamo una politica, nel senso la persona che ha una menomazione senso lato adesso paga lo stesso che paga una persona normodotata che viene ad imparare l'equitazione, perché vogliamo fare accessibile a tutti. È un po' difficile, è un grande sacrificio anche personale, ma io ritengo che sia molto importante, perché soprattutto i bambini adesso, dopo la pandemia, ci sono tanti bambini che sviluppano sintomi di depressione, sintomi di ansia generalizzata, di fobia sociale. Questi bambini trovano all'interno di una certa limitazione una terapia, ma l'esperienza positiva di mettersi in gioco, di esprimersi, di fare attivamente, lo fanno solo in realtà come la nostra. Allora lo manteniamo in piedi noi e facciamo il nostro meglio di mantenerlo ancora più a lungo per tante altre generazioni che hanno bisogno. Senta Christine, un altro importante che vogliamo anche capire è l'impatto che lei vede tra genitori, bambini, ragazzi, persone, proprio nel momento che devono confrontarsi con questi animali. Io ho visto a Villa Margherita e mi è molto dispiaciuto che questi genitori, non tutti ma una buona parte, sono quelli che evidenziano di più la fragilità del loro figlio. Anzi, la evidenziano in maniera anche sfacciata a volte di fronte a questa persona che sente quello che dicono, che continua a dire ma mio figlio ha questo, mia figlia ha questo, allora il cavallo. E giustamente mettono in evidenza quello che il cavallo non vede e non ne può fregare di meno. Perché questo genitore non capisce che delle volte se stesse zitto e lasciasse fare agli addetti ai lavori forse sarebbe molto meglio? E soprattutto questo bambino e questo ragazzo che si sente ancora di più, ecco, alla mercé delle parole che questi genitori proprio in una maniera anche incredibilmente disumana dicono a quelli che poi sono gli addetti ai lavori, che sono questi educatori meravigliosi, e che dicono, io ho sentito più di uno che gli ha detto guardi che il cavallo non sta vedendo questa cosa signora, neanche io non la vedo, è lei che la sta vedendo. Cioè, ma questi genitori qua dove vogliono andare a parare? Cioè, sono i primi che emarginano i figli, che li mettono in evidenza quelle che sono le loro fragilità, che delle volte sono anche doti a mio avviso. Prego. Devo difendere questi genitori adesso. È semplicemente che hanno paura. Hanno paura di quello che non conoscono. Da noi nel nostro centro funziona così. Io faccio sempre una lezione di prova a cui possono assistere i genitori, così vedono cosa facciamo, come ci comportiamo. Io le faccio anche vedere le mie abilitazioni, così che sono tranquilli che ho una preparazione professionale adeguata. Dopo questa lezione di prova i genitori sono esclusi. Io li mando a bere un caffè. E in realtà loro sono molto felici di poter staccarsi un attimo delle loro preoccupazioni.
Sì, ho capito Cristina, però nel momento che tu porti questo ragazzo in una situazione dove ci sono delle persone preposte, c'è tutto quello che serve per fare questa cosa, forse come dice Cristina sarebbe meglio che questo genitore lasciasse questo ragazzo a queste persone che sanno come fare e magari andarsi a bere un caffè, invece di creare questa tensione nel bambino che poi ha paura e non riesce neppure a salire, perché parte tutto da là. Per questo ho fatto questa. Forse un bel tacere non fu mai detto, sarebbe meglio per qualche genitore. Ecco, Mezzavilla, lei ha anche insegnato nelle scuole, come sono questi genitori rispetto, anche perché tutti sono bravi, educati, rispettano l'ambiente, insegnano ai propri figli il rispetto della natura. Ecco, cosa ha visto lei e cosa vede tuttora? Ma dalla mia pluriennale esperienza di insegnante ne ho viste un po' di tutti i colori, ma direi che la cosa più singolare è che nel corso di quasi 40 anni ho visto una forte trasformazione dei comportamenti, modifiche dei comportamenti. I primi anni avevamo genitori ancora impostati su un'educazione del passato, se possiamo usare questo termine. Poi alla fine i nuovi genitori, ossia quelli dell'epoca più recente, tendevano soprattutto a proteggere in maniera esasperata i figli e tendono attualmente, ma viceversa ce ne sono anche altri che li abbandonano completamente. Quindi è una duplice realtà a livello didattico, a livello diciamo così scolastico. Vedo tra l'altro di riflesso anche quanto mi riporta mio figlio che fa insegnante anche lui da poco, ma la situazione è molto molto cambiata. Da una parte si hanno alunni che hanno bisogno di affetto e magari affetto o di comprensione e lo ricercano negli insegnanti più sensibili, ed altri perché non hanno nulla a casa o hanno molto poco, sono trascurati, ed altri che invece sono educati in maniera adeguata. Nei confronti dell'ambiente direi che c'è una certa caduta, nel senso che ci si stacca sempre di più. Adesso si parla di ambiente e i giovani lo fanno molte volte per partito preso, perché hanno visto qualche documentario, perché c'è qualcosa, o perché, come tutti i giovani, sostanzialmente hanno un animo predisposto e sensibile nei riguardi dell'ambiente. Questo è un dato di fatto che bisogna sempre rimarcare. E poi la vita, la società che ci porta a cambiare i nostri atteggiamenti, ma sostanzialmente mi rifaccio alla scuola, che ne so, dei paesi del nord Europa, che le prime cose che fanno quando i bambini vanno all'asilo li lasciano liberi in un prato, gli dicono di raccogliere lombrichi, insetti e altre cose per creare quel contatto. I bambini lo fanno in maniera spasmodica, direi quasi, perché c'è nei giovani, nei bambini, una forte pressione. Se poi noi andiamo a bloccare questo istinto dicendo no, non toccare perché quello è velenoso, quell'altro fa male, devi tornare a casa bello pulito. Quindi noi andiamo a porre una barriera molto forte e andiamo a, diciamo, modificare quelli che sono gli atteggiamenti che invece sono insiti nell'uomo. L'uomo ha un atteggiamento positivo nei riguardi dell'ambiente che lo circonda, quindi sono realtà completamente diverse. Sandra da Padova, poi andiamo in pubblicità. Vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno sempre agli ospiti illustri. Io volevo dire una cosa, è vero quello che stava dicendo adesso il professore e anche la professoressa in collegamento. È vero perché c'è sta cultura, una volta c'era più menefreghismo, ti mollavano, ma neanche andare a scuola da solo perché era vicino a casa e manco si preoccupavano se arrivavi, erano altri anni, altri tempi. Però è vero questa cosa che i genitori entrano veramente a gambe tese in quello che è l'insegnamento, in quello che è lo sport. Mio figlio faceva anche calcio, però io mi ricordo quando avevo 1 anno, li ho portato ai nuotatori padovani e l'hanno preso e bollato dentro in acqua. Più di qualche genitore urlava. Allora, è istintivo che il bambino quando va in acqua. Io ho imparato così e anche in un altro modo con gli insegnanti, però è questa la paura. Dopo magari preferiscono lasciare il bambino, sappiamo, davanti alla televisione con cartoni animati violenti
che immagazzina tutte ste robe. Poi volevo dire una cosa un attimo solo per i lupi. Io adoro i lupi perché adoro i cani e adoro tutti gli animali, però gli elefanti per me sono il massimo della famiglia. Io guardo sempre i documentari e mi piace. È vero, i lupi non attaccano l'uomo, perché ultimamente abbiamo sentito fatti, sti cani che mordono i bambini, perché il cane, mio figlio ha avuto un Rottweiler, ha addestrato, dunque il capobranco deve essere il padrone, non il cane. Però dopo non si può lasciare un bambino così, anche se è della famiglia il cane, perché il cane anche lo prende come un cucciolo, gioca, lo morde, e allora io dico il lupo è chiaro che se ha fame, poverino, deve pure nutrirsi, però non ha mai attaccato l'uomo, è vero questa cosa. Dunque bisogna, come ha detto il professore, organizzarci, perché non so, gli animali domestici, le capre, le anitre, che devono chiudere i cancelli, devono tenerli al sicuro, specialmente di notte, perché il lupo, se ha fame, va, come abbiamo visto, nelle città e gironzola. Dunque io sono per il lupo, certo che sta campagna denigratoria per gli orsi, per i lupi, è chiaro che la gente ha paura, e dopo quando vuole andare in montagna, io lo conosco il Consiglio, come ho già detto precedentemente, perché avevo la casa vicina, dunque io tante volte non mi è mai successo niente. Grazie Sandra, molto Buona chiara anche Sandra, ti ringrazio anche per queste riflessioni che fai fare anche a casa. Forse dovremmo avere più paura di qualche uomo che di qualche lupo. Pubblicità. E siamo col dottor Francesco Mezzavilla, biologo, e con Christine Freund, centro di riabilitazione e rieducazione equestre, che stanno cercando di far capire l'importanza del rispetto sia per la natura che per l'uomo e per le fragilità. Allora Christine, un'altra cosa importante da dire è che forse mancano spazi adeguati per queste fragilità, come giustamente dice lei. Forse dovremmo anche avere più aiuti alle famiglie per riuscire a portare questi ragazzi a fare anche queste attività che sono molto importanti. Perché secondo lei si investe così poco nella famiglia, specialmente nella famiglia che ha queste difficoltà e di fragilità? Se sapessi la risposta, perché viene investito così poco in certi ambienti? Io non lo so, ma io penso che i soldi non ci siano. Comunque bisogna dire, io collaboro con servizi sociali nei dintorni, e noi offriamo sempre senza retribuzione, senza chiedere soldi, questa attività a bambini dalle famiglie povere che hanno proprio bisogno e che non possono permettersi nulla. Non viene frequentato spesso, vengono 2 o 3 volte e dopo la famiglia non viene più, nonostante che non devono pagare, nonostante che è tutto a loro disposizione, siamo raggiungibili con mezzi pubblici facilmente, ma non vengono. Più di regalare non posso, se non vengono non posso fare nulla, ma io non capisco le risposte, io non capisco questo atteggiamento, è così, ma ci sono tanti che si danno da fare e vengono. Invece io la risposta, a mio avviso ce l'ho, è che culturalmente non sono pronti per fare questo. Per loro certe attività è come un qualcosa in più che si può anche fare a meno, che non serve, purtroppo è così. Guardi che c'è il profondo sud, ma c'è anche un profondo nord che veramente dobbiamo forse ancora scoprire, e che si sta facendo del male perché non riesce neppure a chiedere aiuto perché si vergogna ancora, come se in quel momento invece c'è la possibilità anche di risollevarti. Invece questa paura atavica che abbiamo, questo ancora che si ricordi Christine che noi diciamo ancora qui comandi, si ricordi questo, comandi, scusa? Ecco, io quando ricevo le telefonate molte volte dico ma perché vi scusate? Non c'è da scusarsi. Ecco, noi siamo anche questo, ecco, siamo comandi e scusa.
e questo veramente fa molto riflettere che dobbiamo investire invece su queste famiglie, su queste persone. Abbiamo Francesco da Treviso, vai Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sveglia Veneti? Sì, Sveglia Veneti. Sì, volevo parlare di... Tu abiti in condominio che c'è un cane che rogna ogni giorno. No, mi piace a parola. Aspetta, Francesco, ripeti per piacere che se massa bene. Che un cane in condominio cosa fai? Oh? Francesco? Sì. Cosa fa il cane in condominio? Mi senti tu? Disturba la mattina. No, mi piace la parola che ti hai detto, è rogna. Nel poggiolo. È rogna. Disturba nel poggiolo. Sì, ma va bene, ma tu provavi a suonare il campanello? Sì. Francesco, ma mi senti tu? Perché sennò ho capito per cosa che il cane rogna, Perché non te ne dà risposta? Vabbè, abbiamo sentito Francesco. Allora, il problema degli animali negli appartamenti, giustamente il rispetto tuo finisce dove inizia la mia anche libertà e il mio rispetto. Il problema è che molti non è colpa di questi animali meravigliosi, ma dei padroni. Come possono pensare di tenere un cane mezza villa in un appartamento, portandolo a passeggio se riescono a fare l'ora in una giornata, o sono il quarto d'ora, mezz'ora, i 20 minuti per un cane che ha bisogno invece di spazio. Io capisco che sta bene anche nell'appartamento, come dicono veramente sempre anche gli animalisti, le protezioni animali, però bisogna vedere anche da situazione a situazione, da cane a cane. Cosa dice? Ecco. Sì, direi che l'ultima affermazione è quella secondo me più valida. Ci sono razze di cani completamente diverse. Ci sono razze che rimangono in appartamento senza quasi nessun problema. Non abbaiano, stanno buoni, certe volte addirittura rinunciano anche alla passeggiata perché diventano dei pigroni e questi sono i classici cagnolini da appartamento. Altri invece sono particolarmente briosi, se possiamo usare questo termine. Io ne ho uno che è particolarmente brioso, pur essendo piccolo, e insomma tende ad abbaiare abbastanza e mi disturba anche il sottoscritto, ecco. E lì le situazioni vanno controllate, vanno monitorate. Certamente per chi come il sottoscritto vive quasi in aperta campagna, la problematica è un po' più ridotta, poi i vicini di casa hanno detto che si abbaia, pazienza, ma quando uno vive in condominio la situazione è completamente diversa, quindi va controllata, va monitorata, va risolto soprattutto il problema perché non tutti sono disposti a. E quindi per prima di prendere un animale domestico da tenere per compagnia bisognerebbe anche conoscere la razza, il comportamento e tutto il resto, ecco, questo è senz'altro un dato di fatto. E eventualmente anche da rivolgersi a chi di dovere, perché se disturba troppo, c'è un limite anche a quello, perché non è che ognuno possa fare quello che vuole, perché essendo in appartamento ci sono delle regole nel condominio che vanno rispettate. Allora andiamo a vedere andiamo a Belluno, voto lupo, unità europea, andiamo a vedere. Andiamo a Belluno. La conferma è arrivata in questi giorni direttamente da Bruxelles al termine della riunione della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo con Umberto Delgado Rosa, direttore per la biodiversità della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. Il prossimo 25 marzo toccherà ai 27 ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'Unione Europea votare la proposta della Commissione sulla riduzione del livello di tutela del lupo da rigorosamente protetto a protetto. Spero che vada bene perché sarebbe un passo in avanti importantissimo. Se succedesse questo il lupo poi avrebbe una tutela come oggi per esempio la marmotta o il tasso, quindi si potrebbe anche intervenire in maniera più facile in queste popolazioni di lupi che secondo me bisogna assolutamente intervenire per la situazione che adesso non è più sostenibile. Oggi in Europa ci sono 25.000 lupi, quindi questa tutela altissima non ha più senso, spiega l'eurodeputato Dorfmann, che evidentemente
evidentemente strizza l'occhio anche agli allevatori bellunesi, specie quelli delle zone dell'Alpago, che in questi ultimi mesi hanno alzato la voce per l'impossibilità, stante la situazione, di proseguire qualsivoglia attività per il territorio. In situazioni come quelle alpine e dolomitiche, dove ci sono malghe funzionanti e un forte richiamo turistico, sottolinea Dorfman, si creano numerosi problemi che con lo stabilizzarsi dei branchi aumentano di anno in anno, ma non si parli di tutela della biodiversità. Se per esempio una montagna, un pascolo di montagna viene abbandonato perché c'è il lupo e perché le pecore e le capre non ce la fanno più o gli allevatori non portano più gli animali, perdono anche lì biodiversità, perché tutti sappiamo qual è un pascolo dove non c'è, com'è un pascolo dove non ci sono animali. Il verdetto tra poco più di un mese. Abbiamo sentiamo anche come commenta il dottor Mezzavilla. Sì, abbiamo una situazione particolare in Comunità Europea, nel senso che abbiamo rappresentanti che sono pro, diciamo così, abbattimento ed altri che invece dicono di no. Ci mancava anche quel caso abbastanza eclatante che la nostra Presidente a livello europeo avesse in casa un asinello che è stato predato dal lupo e quindi si è creata una situazione particolare all'interno. Questa non la sappiamo, ce la racconti? No, questa io non la so, voglio saperla. No, gli antilupo hanno preso forza da quando la von der Leyen si è trovata un asino nella sua tenuta mangiato da un lupo. Ecco, questo è un dato di fatto, era una cronaca che era venuta fuori nei giornali e quindi questo ha ringalluzzito, diciamo, la situazione. Allora, se da una parte i lupi stanno crescendo di numero e siamo passati da circa 150 negli anni 70, concentrati soprattutto nell'Appennino centrale, a più di 4.000 attualmente, 3-4.000, poi dipende, le stime possono anche variare, è chiaro che se ne ammazzi qualcuno non è che vai a, diciamo così, a incidere sulla popolazione, solo che non si risolve granché. Ecco. Rispetto a tutto ciò invece chi studia queste dinamiche particolari, allora per prima cosa evidenzia come il lupo non sia pericoloso dell'uomo e questo l'abbiamo già detto. Seconda cosa invece sotto l'aspetto naturale il lupo assolve un ruolo fondamentale che è quello di riequilibratore scusate la ripetizione, degli equilibri naturali. Abbiamo dei casi particolari. In Cansiglio quando è arrivato i cervi che erano stimati a migliaia si sono ridotti a poche centinaia, quindi un numero adeguato, non è che siano scomparsi, ma un numero adeguato al territorio. Nel delta del Po, per dire, uno non si aspetta che il lupo sia arrivato anche lungo il Po o nel delta del Po. Nel delta del Po, lungo tutto il corso del Po, il lupo ormai è arrivato sul delta, scusate la ripetizione, e lì cosa fa il lupo? Non ci sono greggi, non ci sono animali pascolanti, cosa mangia? Nutrie. E quindi sta combattendo una specie invasiva e sta riducendo sensibilmente. Questa si chiama lotta biologica, tra virgolette. Nell'Appennino bolognese, quindi emiliano, ma tutto l'Appennino settentrionale, dove la presenza dei cinghiali è sempre stata particolarmente abbondante, si è visto che una grossa attività di contrasto è svolta dal lupo. Il lupo alle porte di Bologna mangia 80% cinghiali, quindi riduce l'impatto che hanno questi animali selvatici sull'ambiente, quindi è un regolatore. Se non vogliamo addirittura fare un salto di qualità molto, molto grande, ma insomma a un certo punto nel parco di Yellowstone, andiamo in America, c'erano branchi di cervi, il famoso elk, che è un cervo molto più grande del nostro, composti da 300-400 individui, gruppi, quindi fate conto. Questi mangiavano di tutto, mangiavano l'erba, mangiavano le piante, mangiavano gli alberi e quindi di conseguenza lungo la riva sono scomparsi tutti gli animali legati al fiume. Da quando si è deciso di introdurre il lupo... Portato là? L'hanno portato, questo sì l'hanno portato, era un progetto specifico fatto in America. Da quando è arrivato il lupo, chiaramente il cervo, questo cervo in particolare, si è ridotto sensibilmente di numero
Lungo i fiumi si è ripreso l'ecosistema torrentizio fluviale, sono ricomparsi i castori, sono ricomparse tutte quelle specie animali che vivono attualmente nel fiume, nei torrenti, e l'equilibrio naturale si è ristabilito su livelli adeguati alla cosiddetta capacità portante dell'ambiente, che vuol dire quello che l'ambiente può garantire in termini di naturalità. Ma esempi di questo tipo ne abbiamo a centinaia, quindi bisogna anche saper prendere in maniera positiva quello che succede. Rispetto a tutto ciò, io convengo anche con il discorso fatto dal signore, dal politico rappresentante che ha fatto l'intervento prima nel video. È chiaro, e lo ribadisco ancora, che rispetto agli allevatori bisogna fare qualcosa di più, però sono gli allevatori stessi che devono venire incontro. Allora, io appartengo al CAI, il Club Alpino Italiano. All'interno dell'associazione c'è un cosiddetto gruppo grandi carnivori, che studia sì, ma anche ha creato un gruppo di lavoro specifico che interviene dove la regione o la provincia richiede l'intervento di questi appassionati. E qual è l'intervento? È quello di aiutare gli allevatori nella costruzione dei recinti. Che sono fondamentali. Che sono fondamentali. Allora, la regione magari mette i soldi, però l'allevatore ha altre cose da fare. E allora l'intervento dei nostri volontari del CAI praticamente aiuta, e ne ha fatti molti di questi interventi. Io non finirò mai di ringraziare il dottor Mezzavilla, perché quando è ospite noi riusciamo ad avere tantissime informazioni, ma informazioni serie. Conosciamo sempre di più come anche dobbiamo comportarci e cosa sono questi animali. Io vorrei che il dottor Mezzavilla, a parte che è un carissimo amico, e io lo vorrei tutte le settimane, perché noi riusciamo a capire cose che nessuno ci dice, ci racconta. Ci fanno vedere sempre messaggi veramente devastanti di questi pochissimi animali, che veramente non è colpa loro se sono anche in certe zone, come sì. E stanno facendo anche il bene alla natura, dove l'uomo non riesce a arrivare da solo con tutto questo grande dispendio anche di tecnologia che ha, però quello che riesce a fare questo animale, che è un equilibratore, come ha detto giustamente. Ma vorrei, se permetti, aggiungere anche... No, fermo un secondo, perché abbiamo Antonio da Padova, se no mi cade la linea. Vai Antonio! Sì, pronto, buongiorno Mirella, Antonio. Buongiorno anche. E buongiorno anche al lupo. Perché è in bocca al lupo non vuol dire che è il lupo che ti mangia. Perché io mi ricordo che la favola di Cappuccetto Rosso, che dice, la mamma dice, non passare per il bosco, ma vai alla strada adiacente al bosco per trovare la nonna. Ma perché Cappuccetto Rosso è andato per il bosco, che c'era il lupo? E la storia si conclude così. Cioè, noi andiamo nei boschi e dopo ci lamentiamo perché ci sono i lupi. Ma i lupi ci sono sempre stati, perché sono... Allora, o togli i boschi e togli anche i lupi. Chiaramente, come parlo ancora e vado avanti ancora finché sono stufo, la distruzione del bosco che c'è qua a Cortina per costruire un affare a Bob, ecco, ti puoi immaginare. Allora vedi, si deve, vuoi tenere come si può dire, un ecosistema, devi rispettare la natura. Ma se tu non rispetti la natura non rispetta te, e nasce il conflitto col lupo. Evviva Cappuccetto Rosso, però mi raccomando, Cappuccetto Rosso, non andare nel bosco. Però Cappuccetto Rosso non aveva paura del lupo. Ecco, questa è la storia finale, perché era in camera con il lupo e non aveva paura. È vero. Grazie anche quello, Antonio, grazie della telefonata e della riflessione, veramente grazie. Allora sentiamo come ci saluta Christine Freudo con questi animali meravigliosi, questi cavalli splendidi, ma tutti gli animali a mio avviso hanno un qualcosa di bellissimo, di geniale quasi. Prego. Io mi permetto di fare una domanda al professore. Quel lupo che ha mangiato era un pony della Van der Leyen, si chiamava Dolly. Questo
questo lupo è stato colpevolizzato di aver ammazzato 13 animali domestici, tra cui pecore, un cavallo e una vacca, non lo so esattamente quale. La mia domanda è vero che sono sempre particolari, speciali individui che hanno questo comportamento, o è da generalizzare che ogni lupo mangia quello che riesce a prendere? Questo vorrei capire. Prego, sì, dottor Mazzavilla. Rispondo in maniera relativamente semplice, nel senso che l'animale il lupo viene definito un animale culturale. Culturale perché riesce a immagazzinare una serie di notizie riguardanti le prede. Allora, c'è un'altra affermazione fondamentale in campo scientifico, è che il lupo ha una immagine di ricerca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il lupo comincia a predare animali domestici, continua a predare animali domestici. Se il lupo invece preda animali selvatici, mangerà soprattutto animali selvatici finché ci sono, e soprattutto insegnerà ai giovani del suo gruppo familiare a proseguire su quella linea lì. Difatti noi la realtà l'abbiamo vista soprattutto in Alpago, perché con il nostro gruppo di lavoro, finché ci hanno lasciato lavorare, abbiamo operato anche nell'Alpago, che è una zona particolarmente sensibile in provincia di Belluno. Quando è arrivato il lupo e nessuno sapeva nulla, noi lo sapevamo perché lo seguivamo con le fototrappole, con i sistemi. Quando è arrivato lì ha cominciato a predare soprattutto i mufloni. I mufloni sono degli animali pseudo-selvatici che però sono capre, e però sono anche facilmente attaccabili, e se li sono mangiati quasi tutti, perché avevamo branchi in Alpago di 50-60 mufloni, vedevamo, adesso sì, non ne vedi 1 o 2. Quando è finita quella pacchia lì, chiaramente cervi ce n'erano pochi, camosci devono andare in alta quota, non è che sia la preda preferita, si sono scesi giù. E quindi hanno cominciato a trovare questi greggi di pecore, ma soprattutto un allevamento di pecore particolarmente diffuso nell'Alpago, non protetto, assieme a asini e altri, e lì hanno praticamente sguazzato e hanno fatto festa. Hanno trovato la sagra, la famosa praticamente sagra. Se si facevano i recinti come devono essere fatti e come devono essere gestiti, però io capisco anche l'allevatore, perché viene subissato di un compito che prima non svolgeva, che era quello di proteggere. Però siccome i mezzi ci sono, la regione offre gratuitamente le reti elettrificate, i sistemi di controllo per recintare, in qualche caso dà anche i cani che controllano le greggi, i pastori maremmani. Pagano anche gli animali. Pagano gli animali, perché però sembra che sia allevatore non inciampa niente, cioè no, mi sembra che non sia proprio così. Questo è un dato di fatto, e quindi di conseguenza gli si è creata questa situazione particolare, soprattutto perché, e con questo concludo, poi qualcuno ci ha marciato sopra, nel senso, c'è il lupo, cittadini dovete stare attenti perché entra nei paesi, questo è vero, di notte entra nei paesi, i cani abbaiano, qualche cane è stato anche predato perché lasciato libero di scorazzare, e di conseguenza si è creata una situazione di impatto molto forte. Ora, rispetto alla provincia di Belluno, dove per dire il parco di Ampezzo di Cortina e il parco delle Dolomiti Bellunesi dicono noi abbiamo il lupo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e ci è andata bene perché non avevamo più attacchi, avevamo d'altra parte invece l'Alpago dove si è proceduto in maniera conflittuale e non si è risolto il problema. Abbiamo Adriana da Padova, l'ultima telefonata prima di salutare gli ospiti. Vai Adriana, veloce. Un saluto a tutti quanti. L'argomento di questa mattina è proprio interessante perché io amo gli animali prima di tutto. Una cosa, vedo che in Europa è stato mandato anche una persona che rappresenta la lobby dei cacciatori, quindi prevedo che sempre più si mascherà questo pericolo, come succede da pochi anni da questa parte, questo pericolo continuo di tutti questi lupi, di tutti questi animali da ammazzare. Non vedo una soluzione troppo giusta per gli animali perché vengono sempre presentati come predatori, come che assalgono, come che uccidono, invece quello che uccidono sono i cacciatori che adesso anche in Veneto possono anche cacciare vicino alle case.
mettendo a pericolo anche le persone. Questo perché? Perché chi può disporre un qualcosa, un regolamento sulla caccia, rappresenta la lobby dei cacciatori. Quindi sono particolarmente arrabbiata e schifata. Ragazzi, buon lavoro, grazie, scusatemi. Grazie Adriana, parole vere, parole sante, quelle che ha detto Adriana, condivido in pieno. Ecco, sentiamo e guardiamo anche il libro di Mezzavilla, sentiamo come ci saluta Mezzavilla. Prego, andiamo a vedere anche il libro. Prego Francesco. Sì, direi che magari non abbiamo affrontato tutte le problematiche riguardo questi predatori. Abbiamo parlato del lupo, non si è parlato delle altre specie, però direi che, considerato che noi non abbiamo grossi problemi con l'orso, soprattutto diciamo, nell'ambito regionale è una specie di passaggio e non è insediato, e il lupo è quello però che crea un maggior numero di problemi. Ecco. Dovremmo però adattarci, senz'altro questo, in tutti i modi, facendo in maniera di convivere la specie con le realtà umane. Con questo non voglio assolutamente criminalizzare gli allevatori, lo ribadisco sempre e molto spesso, insomma dobbiamo aiutarli, dobbiamo condurli a una situazione più tranquilla, dobbiamo però anche ricordare che molte volte spesso gli allevatori allevano greggi di centinaia e centinaia di bestie lasciandole così allo stato, non dico brado, quasi, ecco, o approfittando dei contributi comunitari. Questa è un'altra problematica che non abbiamo affrontato. Ne parleremo la prossima volta che verrà a trovarci il dottor Francesco Mezzavilla, che ringrazio e saluto veramente. Grazie Mezzavilla di essere stato con noi, grazie a Christine De Freund, grazie veramente, perché ogni mattina noi impariamo qualcosa in più che nessuno ci dice, non dobbiamo avere tutta questa paura per questi animali meravigliosi che abbiamo ancora la fortuna di vedere, qualche volta anche di toccare, grazie a voi che ci insegnate come. Forse se ci informassimo di più, come dice Christine, sarebbe molto meglio invece che il fai da te e poi vediamo quello che succede. Grazie, pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Luigi Colusso, psicoterapeuta, esperto veramente sul mutuo aiuto, che ringrazio, e abbiamo anche da Venezia un ospite graditissimo. Pensate, avevo parlato di lupi, di foreste, di Cansiglio. Abbiamo Giovanni da Ponte, maestro d'ascia. Buongiorno Giovanni, grazie di essere qui con noi. Certo che è su un posto meraviglioso. Dove si trova Giovanni? Nel mio luogo di lavoro abituale, insomma, a Venezia. E dove di preciso? Alle spalle potete vedere il canale della Scomenzera, si chiama così, e alla sinistra la zona della Marittima, per Terminal Crociere, ecco, dove attraccavano le navi crociere fino a pochi anni fa. E qui c'è il cantiere nautico Canave e il mio cantiere personale dove costruiamo le barche in legno, ecco. Allora, saluto appunto anche il dottor Luigi Colusso, ma soprattutto vorrei iniziare proprio con Giovanni da Ponte. Allora, io parlerò anche col dottor Colusso di giovani. Questi giovani, che io anche ieri ne ho avuto due bravissimi, no, bravi di più. Questo ha scoperto una stella addirittura variabile. Ah, però. E devo dire che gli esempi positivi sono tantissimi. Certo che purtroppo, e come sempre, l'esempio negativo è quello che fa audience, è quello che ha più visibilità. Lei come vede la situazione, Giovanni, proprio per quanto riguarda i giovani e soprattutto il suo lavoro? Ecco, in cosa consiste il suo lavoro? E i giovani ci sono, hanno voglia di imparare? C'è qualcosa che si muove oppure è sempre più difficile, non per colpa loro, a mio avviso? E come diceva quel ragazzo ieri che ha scoperto la stella variabile, se io non fossi andato nell'osservatorio non avrei mai immaginato di poter arrivare a questo. Non è la stessa cosa guardare una stella su Google, su internet, è un'altra cosa vederla dall'osservatorio. Forse bisognerà portare questi ragazzi a visitare anche questo suo laboratorio. Giovanni, non possiamo pretendere di andare sempre nelle scuole a spiegare chi siamo e cosa facciamo. Forse portarli a vedere queste realtà non sarebbe male. Prego Giovanni. Sì, sono d'accordo con te. Io penso che
che far vedere ai ragazzi più piccoli, ma anche non più grandi, questi luoghi di lavoro sia un primo passo per attrarli. Io ricordo ancora in quinta elementare che siamo andati a vedere un cantiere nautico, e questo mi è rimasto anche un po' mi ha un po' segnato, ecco. Poi a lungo andare nella vita ti ritornano fuori dal subconscio, diciamo, magari dei ricordi, e che ti confermano magari delle scelte poi future. Qua a Venezia è prassi, insomma, portare le scolaresche delle nostre scuole a vedere i cantieri, gli squeri dove si fanno le gondole, dove si fanno le barche, così, perché insomma fa parte della nostra cultura, ecco. Vediamo anche le foto che ha mandato Giovanni da Ponte per capire qual è il suo lavoro, essere maestro d'ascia. Cosa vuol dire, Giovanni? Vediamo anche le foto, prego. Allora, noi qua restauriamo e costruiamo imbarcazioni in legno. E il termine maestro d'ascia deriva dal attrezzo principale che era l'ascia, cioè una specie di un'accetta, ecco, molto affilata, con varie forme, che il mastro carpentiere utilizzava per scolpire il legno e tagliare il legno e creare tutte queste forme curve che sono caratteristiche della linea della barca, ecco. E i giovani come si approcciano quando vengono, i ragazzi, gli studenti? Cosa dicono? Che domande fanno? Perché noi siamo anche curiosi di capire quando parlano cosa dicono questi ragazzi. Beh, un po' è quanto tempo ci metti, quando hai iniziato, oppure sì, come mai ti è venuta come hai imparato a fare questo lavoro, che legni si utilizzano per fare le barche, ecco, queste sono un po' le domande. Non sono domande banali, non sono domande banali. Cosa dice, dottor Colluso? Mi sembra che queste cose intrighino e li emozionino, perché è quello che dobbiamo fare, emozionare questi ragazzi, intrigarli, renderli anche protagonisti. Prego. È proprio il punto dolente, perché io reporto anche dai nipoti che sono alle superiori, ed è una necessità irrinunciabile. Questi ragazzi hanno una separazione dal mondo degli adulti di cui siamo corresponsabili, quantomeno. Il tavolo provinciale si sta adoperando per questo, perché ancora in prima primavera abbiamo avuto qui a Treviso, abbiamo chiamato il professor Vicari, che è un esperto nazionale da Roma, che cura proprio i giovani che hanno perso la voglia di vivere, che si tagliano, che pensano al suicidio e che lo tentano, e che hanno anche disturbi della salute mentale. Ma i disturbi della salute mentale vengono quando c'è l'isolamento, la solitudine, la mancanza degli affetti, e quando una persona resta sola. Internet ti dà delle notizie, ma non è una compagnia, non è ciò che ti fa crescere. Noi abbiamo bisogno di crescere, di essere custoditi da qualcuno che non è il guardiano, ma ci parla e soprattutto ci ascolta. L'ascolto delle persone è ciò che le fa cambiare, ma il bello è che siamo noi i primi a cambiare, perché chiunque, ma i giovani in particolare, hanno idee, hanno energia, hanno magari nascosta una grande voglia di vivere. Dottor Colluso, però è anche vero che nella scuola, almeno quello che sento da diversi ragazzi, c'è tanta didattica. Oppure si fa tutto a scuola, gli orti si fanno a scuola, lo sport si fa a scuola. Ma non è che forse questi ragazzi hanno bisogno di staccare la spina facendo magari le stesse cose ma in altri ambienti? Ecco, socializzando di più anche con quello che è il diverso, con quello che è il diversamente giovane. Perché la scuola non può pensare sempre di fare tutto comunque. Questo ragazzo ha bisogno magari di fare l'orto, ma di farlo non nella scuola, ma di farlo fuori dalla scuola. Questo purtroppo corrisponde a una realtà che è solo desiderata. Vorrei dire che c'è anche la scoperta che con le famiglie di oggi si lavora, genitori separati, figli unici. Anche quando sei pomeriggio a fare i compiti, sei a casa da solo.
vabbè, internet, ma non ti fa compagnia. Allora, una delle cose possibili, sperimentate altrove, è di trovare un ambiente in parrocchia, in comune, in biblioteca, dove i ragazzi possano trovarsi e studiare insieme. E l'obiezione potrebbe essere: non studiano ugualmente a casa? Non lo so, ma comunque si trovano con altri, anche con gli adulti che sono in parrocchia, in biblioteca, in comune, e comincia una possibilità di interazione. E noi abbiamo come tavolo presente questo dramma, e una delle cose che faremo presto è rinnovare a settembre il corso di formazione. 9 giornate, di cui quasi metà dedicate proprio ai giovani, alla possibilità di capire per tempo quali sono le loro sofferenze e come possiamo noi adulti essere prossimi. Chi fa parte di questo tavolo, dottor Colusso? Sono quasi 37 entità, c'è l'azienda sanitaria, c'è l'ADVAR, c'è naturalmente anche la scuola, carabinieri, polizia, ed è aperta, si diceva prima, la possibilità di ampliare la platea dei partecipanti. E questo è condizionato solo dal desiderio di partecipare, perché le porte non sono aperte, sono spalancate, perché è tutta la comunità che è coinvolta in questo. L'anno scorso ci sono stati 84 suicidi. In realtà, non per colpa della prefettura che raccoglie i dati, ma per come è l'organizzazione nostra italiana, il numero è sottostimato, sono di più, ma anche fermandoci a questo numero forse si coglie di più il significato se pensiamo che potrebbero essere 4 classi scomparse, travolte da una lavina, da un crollo, da un terremoto. Ci svegliamo domani mattina e le notizie che ci arrivano sono 4 classi di giovani scomparse. Sentiamo cosa ne pensa Giovanni da Ponte. Giovanni, ecco, quando hai iniziato a capire che forse questo lavoro era quello che avevi deciso di fare? Io ho avuto un cardiochirurgo e non solo lui, anche altri, proprio delle eccellenze della sanità, che hanno detto: io a 6 anni sapevo già che avrei fatto il cardiochirurgo, io lo sapevo già. Ecco, questa passione quando è nata, Giovanni? Allora, questa passione è intorno ai 16-17 anni, ecco. E quando iniziavo a avere la mia barca e uscire con gli amici, già mi piaceva costruire. Forse non la sento. No, prego Giovanni. E mi piaceva costruire le cose, smontare i giocattoli, rimontarli, vedere come erano fatti dentro. Vedi che è una ragione che da piccoli che si riesce a capire la creatività che hai, dove vuoi arrivare. Prego Giovanni. Sì, e poi dopo questo è diventato il mio lavoro, alla fine è quasi un gioco, diciamo. Costruisco barche, le riparo, le smonto, le rimonto, le aggiusto, le incollo. Ma sei stato supportato dalla famiglia? C'è qualcuno in famiglia che ti ha un po' indirizzato, oppure è un lavoro che hai creato da solo? Sì, no, ho creato da solo, perché mio papà si occupava di tutt'altro, ho lavorato in ufficio tutta la vita, e poi ho avuto quello che diceva anche un po' il dottore. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia numerosa, io sono l'ultimo di 7 fratelli, quindi non mi sono mai sentito solo e non sono mai stato da solo a fare i compiti a casa, ma c'era sempre un via vai di gente. Questo mi ha portato anche a uscire con i miei fratelli più grandi che avevano la barca, e dopo con loro mi hanno, anche se poi facevano altri lavori, però mi hanno come fatto crescere, ecco, velocemente, in un certo senso, seguendo le loro esperienze. Dottor Colusso, ma allora la creatività che sta parlando e spiegando Giovanni, chissà quanti ce l'hanno e non riescono a tirarli fuori proprio per questo isolamento, per questa creatività che non riescono da soli a portare avanti. Prego. Ha centrato perfettamente, Mirella, hai centrato, perché stai parlando
non è una parolaccia, di epigenetica, cioè la genetica ci dà delle risorse, alcune sono esplicite, il colore dei capelli, la voce, la statura, la dimensione delle ossa, altre hanno bisogno di essere coltivate e anche a lungo, un allenamento, e più tardi lo cominci, meno ti riesce, meno ti fa poi piacere. Se cominci a suonare il violino a 3 anni, hai speranza di sviluppare delle competenze. Se cominci all'età mia, ma le competenze non sono solo poi un aspetto professionale, è il piacere che tu hai, che si capiva benissimo dal nostro amico marinaio, carpentiere, e si capisce benissimo che quello che fai dopo ti piace perché hai sviluppato dentro la tua testa, dentro anche il tuo corpo, tutto, il piacere di farlo. È per questo che continui a farlo. Io vedo in montagna vecchiette piccole, magre, curve, che portano ancora dei carichi, non più la gerla, ma comunque dei carichi che io non avrei portato neanche 20 anni fa. Cioè, come fanno? Perché hanno cominciato da bambine. Sono abituate? Sono abituate, per cui sentono la fatica, ma una fatica che ricorda la gioventù, che ricorda l'esperienza di vita. Vivono volentieri la questa vivono fatica. volentieri, Ecco. Questo è. Dottor Colusso, un'altra cosa importante però che ha detto anche Giovanni, non mi sono mai sentito solo. Il problema della solitudine che avvolge questo popolo, purtroppo, la sentiamo in maniera incredibile. Abbiamo i diversamente giovani che soffrono di solitudine, abbiamo i ragazzi che soffrono di solitudine e abbiamo le famiglie completamente sole. Anche ieri abbiamo sentito questo femminicidio di questo uomo che ha ucciso la moglie, l'ha caricata in furgone ed è andato dai carabinieri, ma ci sono anche queste creature. Ma chi riuscirà a far superare questi traumi a questi figli, di aver perso la loro mamma, perché il loro papà l'ha uccisa in maniera anche violenta, perché poi le cose le vengono a sapere, addirittura assistono a questi femminicidi. Ecco, cosa sta succedendo in questo uomo che non riesce a capire il rispetto della persona che ha davanti, alla mamma dei suoi figli? Ma cosa sta succedendo, dottor Colusso? Sta succedendo che gli uomini, almeno da noi, non sono abituati a parlare. Se guardiamo i dati della nostra provincia, la maggioranza delle persone che si suicidano sono uomini. Sapete perché? Perché questa è una mia convinzione anche fatta dall'esperienza con i gruppi del lutto. Le donne parlano, creano legami e anche quando la situazione non è risolvibile, ti fai compagnia, puoi immaginare una soluzione, conservi le speranze. Noi maschi mediamente siamo molto riluttanti a parlare, soprattutto di noi stessi, sai parlare di calcio, di politica, ma non nel di privato? noi, ma non di noi. Allora le donne parlando o trovano la soluzione, la compagnia, o almeno coltivano la speranza. E la maggioranza degli uomini suicidi è tra i 30 e i 50 e secondo me c'è un collegamento anche con le separazioni, le disillusioni familiari, la solitudine anche nella coppia a volte e la responsabilità, pur essendo distribuita, dipende anche molto personalmente da noi maschi, posso dirlo io, che dobbiamo accettare di parlare di noi con chi ci vuole bene, con chi ci ascolta davvero. Davvero l'ascolto cambia la vita. Allora, perché qualcuno ci ascolti, noi dobbiamo parlare. Lo sa, dottor Colusso, che ho avuto un ospite recentemente, lo dico anche al dottor Franceschini, psichiatra, criminologo, ho perso il mio microfono, mi dicono, eccolo qua, che ho avuto in trasmissione, il quale ha detto che bisogna stare attenti a parlare di femminicidi perché non abbiamo dei numeri sufficienti per dire che sono solo donne, abbiamo tanti uomini che soffrono. E poi ha terminato dicendo, non so poi se riusciremo a trovare anche il servizio, voi donne dovete stare attenti perché a volte avete la lingua troppo lunga. E io ho risposto che abbiamo la lingua lunga ma non abbiamo il coltello facile. Ecco, questo ce lo devono perché è una verità.
Ma come può un medico dire queste cose secondo lei? Cioè la donna succede quel succede e delle volte noi siamo, a quello che ho capito, in difficoltà perché con la parola potete farci molto male. Sì, però ho capito, ma cioè, poi 70 coltellate la donna non le dà di sicuro. Prego, dottor Colusso. Molto raro, certo. Ma il dramma è proprio questo, che non vogliamo nemmeno ascoltare il racconto degli altri. E tante battute sono lo spavento del maschio quando lei dice caro dobbiamo parlare. Ma certo che bisogna parlare dei figli, del nostro rapporto, del futuro. Cioè le donne avvertono molto meglio degli uomini e sono disposte ad ascoltare il pensiero anticipatorio, cioè guardano avanti, vedono il figlio piccolo e già cercano di capire quello che dicevi tu, cioè quale può essere il suo futuro. È uno abile con le mani, è uno capace di studiare, è uno socievole, cercano già di capire. Questo è il pensiero anticipatorio. Noi maschi piace, stiamo come stiamo, ma domani si vedrà. E mettiamo la polvere sotto il tappeto. Mettiamo la polvere sotto il tappeto. Quando qualcuno insiste ci dà fastidio, ma è un santo fastidio. È la necessità, poi ci saranno gli eccessi, ma togliendo le code dei maschi molto disponibili, le donne troppo saccenti, come la Santippe del filosofo, no? Dobbiamo ascoltarci, ma le battute anche, chiedere al papà significa sentirsi dire chiedilo a tua mamma, no, allora l'ascolto è della mamma. Ma perché l'uomo si apre così poco? Perché fa fatica a parlare anche a casa con i figli di sessualità, ad esempio? A scuola se ne parla pochissimo, a casa è inutile che dite che non è vero, tabù, guai parlare di sesso a casa, parla con la mamma e la mamma parla col papà e il bambino rimane con i suoi perché, il ragazzo perché. Perché si fa così fatica a parlare di sessualità, dottor Colusso? Perché proveniamo da una distorsione del messaggio cristiano, dove Gesù non ha mai detto che il sesso è una brutta cosa. Poi sono state delle deformazioni, delle incrostazioni, come succede dappertutto, in politica, letteratura, cultura, scultura, ma in realtà il sesso è indispensabile per la propagazione della specie e anche lo dice in latino anche remedium concupiscentiae, cioè la possibilità di soddisfare un bisogno ormonale che per i credenti arriva comunque da Dio, quindi non è una brutta cosa. E naturalmente va contemperata perché non è l'unica cosa che può dare soddisfazione agli esseri umani. Noi siamo diversi rispetto alle specie animali che hanno un periodo nell'anno in cui esercitano questa funzione. Noi siamo predisposti a farlo tutto l'anno, che è un piacere, ma secondo quello che può essere un pensiero sensato, ci serve proprio per mantenere la famiglia, perché allora c'è una motivazione in più di legame con la coppia e di fare figli e quindi di essere insieme per allevarli e poterne parlare con la prudenza legata all'età, ma è un tabù che è pari al tabù per la morte e non ci rendiamo conto che oggi i piccoli, quelli che noi pensiamo piccoli, sono a contatto col sesso e con la morte più di noi. Quando c'è un suicidio e la mamma dice come faccio a dire a mio figlio che il papà si è impiccato, la prima cosa da dire, guarda, chiedi a tuo figlio se lo sa, che forse l'ha già saputo da Instagram, da TikTok, in qualche maniera l'ha saputo prima di te che l'hai saputo dal pronto soccorso. Tanto è vero che ho avuto una nonna Gina, che saluto, che ha perso il figlio in un incidente stradale, purtroppo, lasciando un bambino di pochi anni, di 5 anni,
e quando loro hanno cercato, lei e la nuora, la mamma del bambino, a spiegare al bambino che il papà non ci sarebbe più, non sarebbe più fatto vivo, il bambino ha detto: io l'avevo già capito, lo sapevo già. Capite quanti questi bambini capiscono molto di più di quello che pensiamo. Ecco, sentiamo anche Giovanni da Ponte, questo uomo forte che adopera, lascia. Cos'è il rispetto della donna per Giovanni? Cos'è questa figura femminile che a volte fa gli stessi lavori dell'uomo? Siamo arrivate sulla Luna anche noi, sembrava che non dovessimo, hanno messo anche tanti paletti a questa Samantha, poveretta, perché erano invidiosi che ce l'avessimo fatta e siamo arrivate. Ecco, cos'è la donna? Ecco, vediamo le donne che vogano, vediamo di tutto e di più, che fanno le regate. Cosa dice Giovanni? Beh, qua a Venezia abbiamo solo un maestro d'ascia donna, che si chiama Silvia Scaramuzza, e che costruisce le gondole, ed è veramente un caso rarissimo, ecco, nella storia dei costruttori. È un lavoro ancora molto duro, ecco, nonostante comunque la tecnologia, gli attrezzi meccanici, elettrici, insomma, che ci aiutano, non c'è più la sega a mano o lo scalpello. È comunque un lavoro pesante, ecco, quindi è una selezione, che dire, non so, una selezione naturale, ecco. Rispetto ecco, di questa figura femminile, come la vede? Questo rispetto che molti uomini perdono strada facendo, oppure chissà, non l'hanno neppure mai avuto, perché anche in famiglia magari non è stato loro insegnato. Ecco, com'era la mamma di Giovanni, ecco, o i fratelli e le sorelle di Giovanni? Come vedevate questa figura femminile, Giovanni? C'era il matriarcato? La mia famiglia è cresciuta in un ambiente, diciamo, con dei valori molto cristiani, quindi il messaggio che ci è stato sempre trasmesso è quello del rispetto della persona in generale, ma soprattutto delle autorità, dei genitori, del padre e la madre, da rispettare. E quindi come io ho visto mio padre rispettare mia mamma, ecco, in tutto gli anni di matrimonio, così io con mia moglie, ecco, cerco di ripetere uguale, ecco, questa cosa. Perché cerco, Giovanni? Perché cerco? È difficile, Giovanni? È difficile. Siamo uomini e abbiamo... La strada per la perfezione... Dottore, ha sentito Giovanni che ha detto cerco, ma quanto difficile, non l'ha detto ma l'ha detto Mirella, quanto difficile andare d'accordo con voi. Prego, dottor Colusso. La strada per la perfezione è lunga, no? E c'è sempre la possibilità di migliorare. Poi è questione di crescere insieme anche nel rispetto. Questo si vede negli anni, se c'è e si pratica, cresce. All'inizio siamo più giovani, magari anche più reattivi. A mano che il legame si consolida e il piacere di stare insieme, ecco che allora diventa più facile. Ma senta, dottor Colusso, non è che noi siamo un po' troppo rock, dai, siamo rock e voi siete lenti, prima di riuscire a farvi fare una roba, cioè non tutti, perché non si può sparare ma siete lenti, un mal di testa lo fate diventare come avete chissà cosa addosso, fare un lavoro ci mettete tanto tempo. È vero, però io mi chiamo fuori personalmente, però c'è anche la battuta, dice adesso c'è un'Alexa maschile. Gli dici una cosa, però perché la faccia glielo devi dire 10 volte. Non basta una volta come con Alexa. E questo ha una storia lunga con delle motivazioni che però non sono più valide oggi. E mi ricordo la prima volta che sono andato in India, tra il viaggio non turistico, mi spiegavano: se c'è fame in famiglia e c'è da mangiare per uno stasera, mangia il padre. E non è maschilismo, ma è l'unico che domani può andare a lavorare e sperare di portare a casa qualcosa. Nella situazione di oggi, qui da noi questo non è. Però abbiamo un retaggio su cui forse non riflettiamo abbastanza. E a proposito di giovani e di solitudine,
E mi sento di ricordare che in Italia, secondo le ricerche, ce ne sono 400.000, anche piccoli, che sono tenuti, e lo fanno, ad essere caregiver, cioè prendersi cura di un familiare gravemente ammalato. Allora immaginate questi 400.000 che sono bravi, perché oltre ad andare a scuola si prendono cura di un familiare, quale vita sociale possono davvero coltivare. Su questo, Mirella, dicevo prima, c'è una associazione di maestre Metabolè, ho mandato anche, che si può pubblicare. Dopo vediamo anche le slide che ha mandato dottor Colusso, anzi le guardiamo così le commentiamo. Sì. Prego dottor Colusso, adesso vanno in onda. Benissimo, così le persone possono capire, se vogliono capire. Ecco, allora, questo primo che sembra scritto quasi una parolaccia, l'intervento di postvention significa intervenire quando succede un tentativo di suicidio o il suicidio, e di intervenire non solo con la famiglia colpita, ma con tutta la comunità. Ed è in realtà abbastanza semplice. Si tratta di coltivare quello che dicevo prima, la nostra predisposizione alla socialità. Quindi questo corso, che è stato già bandito e sono già stati coperti 2/3 dei posti, quindi chi vuole partecipare bisogna che si sbrighi, c'è qui dove scrivere per sapere, ed è al di là delle parole così formali, perché va scritto in maniera scientifica, quello che verrà offerto sarà molto dedicato ai giovani, alla famiglia, ed è un corso che non comporterà poi alcun obbligo, darà i crediti ai professionisti, ma a tutti darà la possibilità di essere terminali utili nella comunità dove vivono, per proprio cercare di rimediare alla solitudine, all'isolamento, alla paura di vivere, e di stimolare quello che Mirella prima dicevi tu, no? Di dare la possibilità di lavorare nell'orto, di giocare, stanno rinunciando anche a frequentare la palestra, accidenti. È vero, proprio l'ha detto veramente è una delle cose. Il presidente del CONI, il dottor Ponchio, proprio si stanno allontanando, e questo non è drammatico. È drammatico. Allora scrivete questi numeri a casa se volete, perché sono numeri importanti, chiunque può mettere la goccia nell'oceano, certo, e migliorare la qualità di vita. Il secondo è invece questo gruppo ormai operativo a Mestre, questa associazione Metabolè mi ha chiamato, abbiamo fatto un corso che è stato straordinario. Cosa vuol dire Metabolè? Spieghiamo perché questo nome. Metabolè è il cambiamento, quindi è nata per rispondere all'inizio al cambiamento delle donne operate al seno, e ha fatto gruppi eccetera. Cambiamento adesso che va tanto di moda il tatuaggio. Cosa significa il tatuaggio? Quindi è una associazione molto sveglia di donne. Io ho sempre lavorato molto bene con le donne e tuttora, e quindi c'è la possibilità per chi è costretto per motivi familiari a assistere un familiare che sta molto male ed è molto solo e si fa tante domande, la rabbia, il senso di isolamento. C'è questa possibilità di partecipare gratuitamente a un gruppo di mutuo aiuto formato, c'è gente che vuol dire bene per la comunità. Vuol dire un bene per la comunità, quindi senza paura chiamate, scrivete, fatevi spiegare i dettagli, se vi interessa non abbiate nessuna remora, è gratuito ed è serio, non c'entra partiti, chiese, sindacati, è un'associazione. L'ascolto. Allora, sentiamo invece Giovanni da Ponte. Al maestro Giovanni da Ponte, questo maestro Dascia, vorrei chiedere se forse non sarebbe il caso anche per questi giovani di puntare più sulla formazione, sulla scuola di formazione. Ecco, io penso che siano fondamentali, perché questi ragazzi hanno bisogno di emozionarsi, di toccare con mano, di provare, di sbagliare, ma veramente
cercare anche di capire. Questo è quello che dovrebbe fare la scuola formazione, se ce ne fossero di più, perché adesso si sono accorti che forse è fondamentale la scuola di formazione. Cosa dici, Giovanni? Allora, secondo me il ragazzo, io vedo i ragazzi di adesso sì, frequentano la scuola, ma per loro la scuola è, diciamo, la scuola dell'obbligo, che meno la fai meglio è, in un certo senso. E meno ti impegni, cerchi di andare avanti senza essere bocciato. Invece poi le proprie passioni vanno sviluppate anche fuori dall'aspetto scolastico, e quindi vivere poi i pomeriggi, come diceva anche il dottore, con le proprie passioni diciamo, all'aria aperta, a costruire, a fare, in magazzino, a trabicolare, insomma, in un certo modo, per provare anche varie strade, vedere se ti piace o no. Io vedo che tanti ragazzi finiscono la scuola a 19 anni e non hanno provato niente, non sanno neanche cosa vogliono fare, o se sono capaci anche di usare degli attrezzi. Bravo Giovanni, che l'hai detto, arrivano a 20 anni che non hanno mai provato niente, magari dentro di loro chissà che creatività magari hanno e non riescono a tirarla fuori perché nessuno ha cercato di guardare, però una volta... Però secondo me non è la scuola che deve, esatto, che deve fare questo, la scuola deve dare delle basi, deve insegnare. Non sono molto d'accordo anche su dare troppe ore di laboratorio, ore di lavoro della scuola lavoro durante gli anni scolastici, perché tanto hai tutta la vita per lavorare e non sono quel mese, quelle 4 settimane all'anno di scuola lavoro che ti danno l'esperienza o ti fanno capire le cose, ma è proprio secondo me, un'esperienza che deve venire da ragazzo. Sei contrario alla scuola lavoro, Giovanni? Cioè, sì, diciamo che non porta più di tanto, non porta frutto, diciamo, quelle 4 settimane sono le vacanze, diciamo, dello studente che non ha voglia di stare in classe e allora va a fare un po' di scuola lavoro, però raramente poi sono situazioni che poi, finita la scuola, diciamo, riesci a coinvolgere di nuovo il ragazzo nel lavoro. Sentiamo il dottor Collusso come commenta. Sono parole importanti quelli di Giovanni, dottor Collusso. Sì, stavo pensando se ho dei dati, cioè se questa cosa è stata misurata, perché un conto è l'opinione che è legittima ed è sempre interessante, un conto poi sono i dati e dipende anche dalle circostanze, e sto pensando alla fatica di stare in classe in questo momento di certi giovani, ma ho presente anche certi momenti con gli adulti di formazione, fai una cosa impegnativa, stai lì 1 ora, 2 ore, poi vedi le persone che sono venute spontaneamente, hanno pagato per essere lì e le vedi esauste. Allora dice, ragazzi, ci alziamo, stiamo 5 minuti di ginnastica, di movimento, ci sciogliamo e poi si riprende il lavoro. Questo per persone però il dottore deve stare però nel mezzo, così, no, dove c'è il segno giallo. Bravo dottor Collusso, prego. E quindi significa che allora sei un adulto già motivato. Se i ragazzi non sono motivati, non sono i 5 minuti, non so qual è la soluzione, so che ne parleremo con la scuola, perché un programma dell'autunno è anche parlare con la scuola, di nuovo col professor Vicari che abbiamo già contattato e anche con un altro formatore che, guarda caso, ha scritto un libro recentemente che si intitola Lavorare con le classi difficili. Le classi oggi sono mediamente tutte un po' difficili ed è difficile per gli insegnanti da soli, senza una formazione costante, e fronteggiare una situazione che non era quella di prima del Covid. Quindi l'intento del tavolo è proprio offrire questa ancora diversa formazione
offerta soprattutto agli insegnanti, allenatori. Ma non è, dottor Colusso, che come dice, e sono d'accordo anche con Giovanni da Ponte in parte, che forse decidiamo noi quello che devono fare senza chiedere loro invece cosa vorrebbero fare? Perché io vedo questi tavoli, dottor Colusso, sempre con addetti ai lavori, ma mai con quelli che sono coinvolti, che sono i giovani. Io vedo pochi giovani che partecipano ai tavoli dove dovrebbero partecipare, parlare, dire cosa pensano. Cosa ne pensi, Giovanni? Forse tanti tavoli, ma pochi dove veramente i protagonisti sono i ragazzi, i giovani. Prego. Sì, è vero, insomma, tante parole spese su cosa si dovrebbe fare e dopo ai ragazzi magari si chiede poco, oppure comunque li si sottovaluta, spesso magari si fa tutte le erbe un fascio, vabbè, i ragazzi non hanno voglia di fare niente, allora li parliamo noi. Quanti figli hai, Giovanni? 3 figli. Quanti anni? 10, 8 e 3 anni. Qual è dai 8 ai 10 quello che ti dà più da fare, quello che ti impegna di più come età? Quello di 3 anni, diciamo, è quello più impegnativo. Stiamo aspettando che arrivi l'adolescenza per i più grandi, poi sarà dura anche lì. Ma è difficile fare il genitore, è così difficile, Giovanni, perché tutti dicono è difficile fare il genitore. Io penso sia difficile fare anche il figlio a volte, più che il genitore o la figlia. Prego, Giovanni. Sì, non c'è una formula giusta per fare il genitore, perché ogni figlio ha la sua strada, ha il suo carattere e quindi ogni regola non puoi riprodurla per tutti i figli. Che rischi di creare danni invece. Bisogna ascoltare tanto, mettersi anche in un atto di umiltà, in un certo senso, come noi genitori dobbiamo essere a servizio, un po' anche dei nostri figli, ascoltare quello che vogliono, il loro carattere, insomma, ecco. C'è qualcuno dei 2 figli, quelli più grandi, c'è qualcuno che sta seguendo le tue orme, che viene intrigato dal tuo lavoro oppure no? La femmina, la prima è la femmina, poi gli altri 2 sono maschi e la prima femmina vorrebbe sempre venire in cantiere, lei è molto creativa. Avremo la prossima maestra Dascia, allora. Cosa dici, Giovanni? Avremo la prossima maestra Dascia con tua figlia, come si chiama? Sì, Teresa, lo salutiamo, Teresa, futura maestra Dascia, chissà. Dottor Colusso, vede che però questa voglia anche di ascoltare da parte della famiglia e del genitore è importante. È certo che è importante. Comunque rispetto al tavolo una delle cose buone è che c'è la consulta giovanile, che sono i ragazzi che si autoeleggono e sono dentro l'ufficio scolastico territoriale che fa parte del tavolo, e quindi li abbiamo incontrati anche noi che non siamo ufficio scolastico, li abbiamo ascoltati e si cerca di lavorare con loro. Poi c'è tutta la storia della privacy, se sono minorenni, eccetera, però insomma se si vuole il modo per ascoltarli si trova. Sì. E credo che ascoltarli significhi per loro sentirsi riconosciuti come persone con dignità, sentirsi voluti bene. Se ti ascolto è perché ti stimo e ti voglio bene. Io credo che dobbiamo stimarci comunque come persone. Poi non siamo tutti uguali, non sempre ci comportiamo bene, ma io non sono solo quello che faccio o che non faccio. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al signor Da Ponte, io dico una cosa, gli imprenditori, Mirella, non dovrebbero neanche sposarsi, sai perché? Perché hanno troppi impegni nel trovare il lavoro per i suoi collaboratori, le portano via la mente, devono pensare appena svegli di trovare lavoro per i suoi collaboratori.
e poi a convincere il compratore di decidere se l'affare va in porto, se pagano oppure se ti fanno fallire. Io dico una cosa, noi operai alla notte dormiamo, non so se loro fanno dei sonni tranquilli, perché hanno troppi impegni, hanno troppe cose per la testa per far andare avanti il lavoro, e la famiglia è quella che dopo non sai neanche più se sei sposato, se hai figli, ma perché non hai il tempo, non hai proprio il tempo di star dietro alla famiglia, e noi donne bisogna anche capire che hanno questo lavoro, tutti gli imprenditori. Sì, magari anche qualche altra donna e qualche altro figlio, qualcuno. Ho capito, va bene, io la penso così. Grazie Giusy. Giovanni, come rispondi alla nostra Giusy che è preoccupata per gli imprenditori che hanno tanto da pensare e poveretti non ce la fanno anche a tenere in piedi la famiglia, troppo impegno, prego. Non lo so, forse ha avuto delle esperienze personali difficili, comunque si può fare tutto. L'unico mestiere che non prevede il matrimonio è quello del prete, e che non può sposarsi. Grande, tutti gli Giovanni. altri possono farlo. Senti Giovanni, un'altra cosa che ti chiedo, come vedi il 2024, questa Venezia, qualcuno dice martoriata dalle presenze, adesso c'è questa tassa, questa app da caricare, com'è la situazione, come la vedi tu come imprenditore e come artigiano? Allora, anche per me il turismo è una fonte diciamo che è una fonte di reddito, perché io faccio parte di quel, come si dice, di quell'indotto, restaurando le barche che servono anche per portare i turisti, faccio parte un po' di tutto questo indotto del turismo, perché in tanti altri porti d'Italia la nautica è stata proprio azzerata. Perché non c'è più bisogno di costruire barche, in certo senso, in legno, mentre qua a Venezia c'è ancora molta tradizione, e una parte di questa tradizione è anche tenuta in piedi dalla necessità di trasportare i turisti. Poi io sono anche un residente a Venezia, vivo nell'isola di Murano, ed è difficile quando le strade sono sempre piene di persone. Bisognerebbe trovare quell'equilibrio del numero chiuso, però è un'utopia che non si può raggiungere, in quanto la libertà di movimento delle persone non le puoi limitare con un biglietto per entrare in una città. È tutto un lavoro di fondo che va fatto. È inutile aumentare la portata dell'aeroporto e poi mettere il limite di ingresso nella città, oppure fare nuove linee di autobus che arrivano a Venezia e poi limitare l'ingresso. Vuol dire che è solo una facciata, insomma. Molto chiaro, e ti ringrazio Giovanni per averlo detto. Ecco, si vuole chiudere da una parte e poi si apre da un'altra e non si trova mai la via, quella che invece interessa a tutti noi, che è soprattutto il rispetto di questa meraviglia di città che abbiamo, due passi da casa, unica al mondo, che è Venezia. Cosa dice dottor Colusso? Cos'è il rispetto anche per quello che abbiamo? Ecco, conservare un bene prezioso come è questa città che tutti ci invidiano, che hanno cercato anche di copiarla, ma Venezia è Venezia unica. Sì, beh, i plagi che ci sono molto malinconici e per persone un po' così, non saprei come definire. Io credo che i veneziani dovrebbero essere i primi a preoccuparsi di questo, perché di nuovo un po' sentivo la telefonata della signora prima di Giusy, che apprezzo che uno si preoccupi degli altri, però la prima cosa è preoccuparsi di se stessi. Allora, i veneziani come stanno? Di che cosa sentono il bisogno? Cos'è di troppo? E quanto riescono a farsi sentire da tutte le amministrazioni, che sono non solo quelle, il comune, il magistrato alle acque, le ferrovie, gli imprenditori, quindi di capire come la città può restare città,
che ci sia un biglietto d'ingresso è mostruoso, secondo me. È un tentativo di bloccare l'acqua, e i veneziani sanno che l'acqua va dove vuole. Non puoi pensare di comandare l'acqua, perché anche il Mose per fortuna c'è, però l'acqua va su quando decide di andare su, va su. Allora, se tu, come dice giustamente Giovanni, ampli l'aeroporto, le strade, gli alberghi e tutto, poi le persone quando arrivano vogliono entrare, e se sanno che c'è l'aeroporto, che c'è l'autostrada, perché dovrebbero restare a casa se è un posto così bello che tutti dicono e si fa pubblicità che è tanto bello? Ci voglio essere anch'io. Forse bisognerebbe anche aiutare i turisti a conoscere quella meraviglia che c'è fuori degli itinerari scontati, che certo che sono posti belli, non è a caso che si fa Piazza San Marco, Carlo il Grande, eccetera. Sì, ma poi abbiamo una Venezia che è sconosciuta, che è vuota. Giovanni, cosa dici? Come ci saluti e cosa vuoi dire di queste vie vuote, che non c'è nessuno, e avanti con sta strada nuova, sempre là, tutti come soldatini, e poi a fianco abbiamo delle meraviglie che nessuno conosce, perché ha paura di perdersi. Come si fa a perdersi a Venezia? Non lo so, però hanno paura di la paura di perdersi, ma pensate, prego. Beh, ormai di strade vuote ne sono rimaste veramente poche. Ma ce ne sono, Giovanni. Allora lasciamole vuote, non facciamole vedere. Come ci saluti, Giovanni? Cosa vuoi dire? Beh, io volevo anche un attimino fare due parole sulla barca che ho costruito da poco, che ha una pedana elevatrice per il trasporto dei disabili, e questo è un altro piccolo tassello per Non hai mandato neanche una foto di questa barca? No, non ho mandato foto. Peccato? Sì, perché è stato molto... il preavviso, insomma, un po' rapido, non ero preparato. Comunque la potete vedere anche, è stata nel Salone Nautico di Venezia la settimana scorsa, è stata presentata lì, e questa pedana permette di entrare e uscire facilmente con un disabile, e per vivere a Venezia, insomma, è una possibile soluzione, ecco, anche per chi ha delle difficoltà. Ma hai fatto una cosa motorie. bellissima, Giovanni, perché io l'anno scorso proprio sono venuta a Venezia con 200 persone, quasi tutti diversamente agili, e ti dico, per loro è stata una meraviglia. Ci hanno anche premiato in Piazza San Marco le autorità, ecco, l'assessore Boraso ha dato il Leone d'Oro a Mirella e a tutti. Eccole qua, siamo partite con queste due motonavi da Quarto d'Altino, ecco, con queste fragilità, ed è stata, penso, la gita più bella della mia vita. Complimenti! È stata una cosa veramente meravigliosa, dove abbiamo messo assieme i diversamente giovani, i ragazzi, le fragilità, e siamo partiti al mattino e siamo rientrati alle 19:30 di sera, che ancora ballavano e cantavano. Perciò io penso che tu stai facendo una cosa veramente importante, perché non mancano solo gli alberghi per le fragilità, ma mancano anche le barche per le fragilità. Perciò grazie, Giovanni, di aver pensato anche a loro, perché anche loro vengono, spendono, e hanno diritto veramente di fare quello che facciamo tutti noi. Ecco qua le immagini dei diversamente giovani che sono venuti, avete visto quante cose possiamo fare assieme. Perciò grazie a Giovanni da Ponte per aver realizzato anche questa barca. Grazie, Giovanni. Dottor Colusso, cosa dice? Come ci saluta? Come vi saluto? Pensando ogni volta, perché accetto gli inviti di Mirella, che mi distraggono dagli impegni altri, ma mi piace pensare che è un momento di riflessione anche per me, di fare il punto del senso di quello che sto facendo e perché lo sto facendo. E mi rispondo coerentemente, vorrei, con quello che ho detto prima, per me. Sento che spendersi per come sono capace con gli altri e per gli altri fa bene a me, e penso
si discuteva recentemente in una riunione pubblica a Spresiano di questo. Io dice, ma salverai delle persone, salveremo delle persone. Come si fa a dirlo? Si spera di sì, di salvarle, ma credo che impegnarsi su questo significhi che forse qualcuno salverà me o qualcuno della mia famiglia. Perfetto, non si poteva terminare meglio di così. Io ringrazio tantissimo anche il dottor Luigi Colusso, psicoterapeuta, esperto in mutuo aiuto, di essere stato con noi. Grazie ancora a Giovanni da Ponte, maestro Dascia, grazie, grazie, pubblicità. Possiamo dire finalmente primavera? Sì, lo diciamo, finalmente primavera, perché è con noi Ombretta Frezza, eccola qua. Ciao Ombretta, come sta? Oh, che belli che siamo, Ombretta! Ah, che regalo che ci fai questa mattina, che bello Ombretta vederti. Come stai intanto? Allora, sto meglio, sto bene, reduce di ieri da un degli ospita, quindi bene. E volevo dirti subito grazie perché mi hai fatto togliere quella cavolo di cuffietta. Sai che qualcuno mi ha criticato, ha detto che non, magari sotto un'altra forma, ma forse non era d'accordo su questo gesto che ti ho fatto fare. Io ho commentato dicendo, ma io non l'ho obbligato, ho sentito proprio dal mio cuore, ecco, questa richiesta che volevo fare a Orietta, ma non ti ho obbligato, ecco, veramente io non so come ringraziarti, però spero che tu abbia capito che io volevo la Ombretta che è sempre esce di casa, si confronta, che non è quella con la cuffietta, ma è quella che fa male anche lei, la cuffietta. Per questo ti ho chiesto di toglierla. Ecco, saluto anche un'altra graditissima ospite che è la dottoressa Clementine Pacmogda, dottoressa in linguistica, presidente Associazione Talassemici di Verona, che è con noi. Grazie dottoressa. Allora le spiego perché la nostra Ombretta ha detto questo, perché Ombretta si era presentata in trasmissione con una cuffietta, perché non aveva ancora i capelli così lunghi, anche se è passato poco tempo, e questa cuffietta io l'ho vista come proprio un male che faceva a Ombretta, perché Ombretta soffriva io lo sentivo che lei non voleva questa cuffietta, e lei in diretta si è tolta la cuffietta e poi mi ha ringraziato. Ecco, come vede questo gesto, dottoressa Clementine? Lei che di gesti anche estremi ne vede, ne ha subito, e ancora adesso questo diverso che viene visto nella maniera sbagliata, perché quella tatuata pelata non fa nessun problema, quella invece pelata che si mette la cuffietta se la mette perché sente di avere lo sguardo puntato in maniera diversa. Prego Clementine. Buongiorno e grazie, ben ritrovati. Io direi che purtroppo il mondo è diventato così, perché stiamo tendendo a tollerare delle cose meno importanti per la vita, invece non abbiamo sensibilità per quello che tende a essere l'essenziale, importante, e dimostrare sostegno per certi casi. Non si sa cosa dire, però si comincia a osservare che nel nostro mondo tolleriamo tante cose che non hanno nessun senso, mentre quelle che hanno bisogno di noi, della nostra comprensione, semplicemente di essere accettati e di affrontare le loro sfide, vengono giudicati, a volte anche esclusi. È un peccato, diciamo. Ombretta, come commenti le parole di Clementine? Ha ragione, cioè si va veramente, ormai è un mondo che sta andando tutto non so io dove, perché io ad esempio quegli sguardi puntati addosso me li sono sentita puntare, e si giudica, ormai si giudica su tutto, cioè veramente non lo so, veramente è un mondo strano. Poi è vero, ormai siamo proprio adesso che ho ricominciato a uscire, no? Però senza cuffia, con i capelli comunque siano un po' sparati, un po' alla punk,
vedo che la gente mi guarda meno storta, direi, no? Però sì, si giudica ormai su cose dove non bisognerebbe giudicare e si tollera tanto altro, non lo so. Ma secondo te, Ombretta, quello che io noto è che queste cose non è che le decidi tu, qualcuno te le impone. Te le impone perché in qualche modo ti dice copriti. Si parlava prima della sessualità, noi andiamo nelle chiese e vediamo questi nudi, sia per quanto riguarda le sculture, tu sei anche una storica dell'arte, non vediamo di sicuro donne e uomini coperti. Eppure da piccoli, quando entri in chiesa, se dovevi essere coperto fino al collo col fazzoletto in testa, poi entravi e vedevi le nudità. Capisci che c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna su queste donne che si devono completamente coprire e vediamo il marito in bermuda. Sì, è vero. Ci sono, ecco, e poi la cultura. Ma allora la cultura, perché la deve rispettare la cultura religiosa solo la donna e non l'uomo? Perché la imponi? Capisci cosa voglio dire? Cioè c'è questa ottusità nel non far vedere quello che si vede poi alla fine, che è la realtà, quella come siamo nati nudi, non siamo nati coperti, siamo nati quasi tutti pelati, non con i capelli e non con i peli, è vero Ombretta? Prego. È verissimo, no, è vero, poi su questa cosa faccio anche una battuta, perché un mese fa che ero con la cuffietta ed ero completamente rasata, e purtroppo per me, avendo avuto una grossa neuropatia al piede destro, che adesso ho risolto più o meno, insomma, non risolta, cerco di darmi forza e di riuscire a camminare anche con le stampelle, no? Però giravo anche con la sedia a rotelle per Treviso, quindi la gente, non ti dico, gente diceva guarda sta qua pelata con la cuffietta in sedia a rotelle, poveretta, non le mancherà neanche tanto per schiattare probabilmente, forse era il pensiero che facevano. E io un giorno ridendo a mia mamma ho detto mamma, tra qualche mese compio 50 anni. 50 anni fa io ero ridotta nelle stesse condizioni, cioè non con una sedia a rotelle, con una cassina da neonato, senza capelli, quasi quasi ho detto mi metto un bavaglino davanti, un biberon e vado in viso. Cioè, perché è vero che la gente giudica e guarda su queste cose, no? E forse bisogna anche provocarli, cioè, perché veramente anche quello della religione, no? È vero che siamo sempre noi donne che la subiamo un po' questa cosa. Io lo vedo, l'ho visto anche frequentando la mia parrocchia. Uomini in bermuda, noi guai se ti metti lo stesso paio di bermuda magari che ti arrivano, non so, pantaloncini che ti arrivano al ginocchio, perché il prete ti guardava male. Sicuramente è un fatto culturale retrogrado che ci continuiamo a portare avanti, secondo me. Sentiamo anche Clementine. Clementine, ecco, tu no, ecco, voi, molti di voi non serve che vi mettono la cuffietta, basta il colore della pelle, basta il colore della pelle per farvi vedere da un'occhiata che siete diversi, che vi vedono diversi. Ecco, però avete questo sorriso che riuscite ad avere sempre, comunque, dovunque, che riuscite a superare, ecco, questo sguardo che magari Ombretta faceva più fatica, eppure il vostro era uno sguardo che vi penetrava, che vi faceva molto male, eppure questo sorriso, questa voglia di dire guarda che io sono come voi, non è il colore della mia pelle, è quello che ho nella testa, di cosa penso, come mi muovo, come mi esprimo. Ecco, come riuscite ad avere sempre questo sorriso, Clementine? Sai quante volte me lo domando? Perché se perdiamo il sorriso andiamo a finire tutti dallo psichiatra e non ne abbiamo voglia. Grande Clementine, che forte. Allora, c'è una cosa che andando avanti, quando tu sei di fronte a un certo atteggiamento e vivi certe situazioni, cominci a ragionare tu stesso e ti fai le filosofie per andare avanti, perché io ora come ora mi dico chi non ha capito qualcosa sono quelli lì che mi guardano storto, non sono io non ho nulla di sbagliato, perché avere il colore della pelle nera non è né un merito né una punizione,
perché è un fatto naturale, cioè che io devo soltanto accettare, che anche gli altri devono accettare e andare avanti, perché non è quello che fa la vita. E poi più si va avanti, a volte si vede che la gente si vuole costruire una certa superiorità anche sulle cose su quali non hanno lavorato, non hanno nessun merito. Io ho sempre detto, più la gente si istruisce, più la gente diventa molto più aperta e la gente accetta delle cose che la natura ci ha dato, ma anche proprio per il nostro bene, perché il colore bianco, cioè, è dovuto al fatto che la melanina non ha tanto lavoro, no? Non c'è tanto bisogno nel mondo dove c'è meno sole, cioè, a parte che il clima sta cambiando, le cose stanno cambiando, però si sa che c'era meno sole qua e avere troppo melanina probabilmente non sarebbe stato nemmeno un bene, nemmeno a livello di sanità. Cioè, mentre essere bianca in Africa avrebbe causato tanti problemi agli africani. E allora la natura ha soltanto dato quello che ci serve per seguire. E quindi praticamente più si sa, meno si è stupido, come si dice un po' da noi. E io per esempio quando mi guardo in un certo senso, io mi dico, non mi conosce e il vero problema che c'è è che noi non ci avviciniamo per conoscere. Quando qualcosa sembra diverso, quando una cosa non è quello che si vede tutti i giorni e una persona sembra avere altre origini, altre caratteristiche, ci doveva spingere alla curiosità, avvicinarci per avere informazioni e conoscere la persona. Invece quello che succede spesso è il contrario, cioè ce ne sono di quelli che ti avvicinano a te, che parlano, che vogliono sapere chi sei, cosa fai, cosa ti piace, perché ti vedono prima di tutto come persona, non come un nero, ma come un essere umano e come tale carico di un bagaglio interessante per chi non è come quella persona lì. E allora questa crea quello che si chiama intercultura, integrazione, eccetera. Non sono cose che viene da sole. E allora, senti Clementine, molte di quelle persone bianche che ti guardano in quella maniera che tu hai provato e solo tu puoi capire cosa provavi in quel momento, anche se avevi il sorriso, ma capivi cosa voleva dire quello sguardo, sono quelle che poi si abbronzano e si mettono 100 creme per diventare nere, per diventare sempre più nere, e poi quando gli fai ma che bella nera che sei, ah che goduria, che bello che è, ma veramente, guardate che veramente è da psichiatri questa cosa. Ombretta, cosa dici? Ma veramente sono persone da psichiatra o no? Cioè, perché funziona così o sbaglio, Ombretta? Aspetta che sentiamo Ombretta, Clementine, poi intervieni anche tu. Ombretta, vai. È verissimo questo, guarda, proprio hai centrato in pieno il problema. Proprio è vero. E ne conosco tanti di quelli che giudicano a vanvera, però poi a Jesolo li vedi tutti che si friggono dalla mattina alla sera, e se li conosco. Però sì, no, ma è verissimo quello che dice Clementine, ma si può, guarda, tranquillamente tradurre in tante altre situazioni, tra le quali io non credevo che da malata oncologica un giorno avrei dovuto subire un pochino di, diciamo così, non dico discriminazione perché ho tantissima gente che mi sta vicina, mi vuole bene, mi sostiene, mi supporta, però mi è successo un paio di volte, ad esempio, di aver incontrato quella che io credevo una carissima amica e la sua famiglia, e mi ha vista qualche mese fa e ha letteralmente scantonato, forse perché hanno paura che un linfoma si possa, non lo so, così appiccicare solo salutandosi o dandosi un abbraccio. Ma io non penso, sai, Ombretta, io penso che è la paura di parlare, di dire qualcosa, perché in quel momento loro non è che vedono te, vedono, come hai detto tu, la malata oncologica. Allora cosa gli dico?
che domanda gli faccio? Non è che pensano di incontrare e dire ciao Ombretta, dove stai andando? Che bello vederti. Cioè loro pensano già al male che hai. Questa è la verità, è inutile che ce lo nascondiamo. Perché non vado a trovarlo in ospedale? Perché ho paura di incontrare Ombretta all'ospedale ammalata. Non è che non voglio andare a incontrare Ombretta, è che ho paura del male di Ombretta. Cosa gli dico? Come mi pongo? Questa paura, ti ho detto che noi viviamo ancora col comandi. Comandi? Scusa? Noi siamo così, noi abbiamo paura di tutto. Mentre quelli che non hanno paura sono le persone come Clementine. Quelle persone che invece avvicinano Ombretta, hanno il coraggio di fermarla, di salutarla e sempre con il sorriso, perché non vedono il male, vedono Ombretta quando la incontrano e gli dicono ciao. Sbaglio, Clementine, cosa dici? Allora, io dico che quello che voi state dicendo è veramente quello che osserviamo tutti, perché io sono anche paziente di drepanocytosi, è una malattia genetica ereditaria. Quando tu ne parli, la gente pensa che bisogna essere... Cos'è questa malattia? Perché magari qualcuno non la conosce, Clementine, spiega di cosa soffri. Allora, la drepanocytosi è una malattia del sangue, è una emoglobinopatia che è nata come risposta alla malaria. Diciamo così, perché i globuli rossi non sono che dovevano essere a forma ovale, diciamo, o tutto tondi, non lo sono. Alcuni si trasformano in falce, un po' le chiamano anche anemia falciforme in italiano, perché diventano a forma di mezzaluna. Alcuni a livello di circolazione nei capillari sanguigni eccetera e creano problemi, fanno venire i dolori, possono anche causare cose più gravi eccetera. Ma io dico alla gente: guardate, è vero che io ho questa patologia, ma io non sono la mia malattia, io sono Clementine, io sono un essere umano come voi, come tutti gli altri, chiamata a mettere la sua pietra alla costruzione di questo mondo come posso, secondo il mio ritmo e con le mie competenze, ma mi tengo sotto controllo, ho bisogno dell'ospedale, ogni tanto ci vado. Ma io sono una persona, io non sono una malattia, io sono io come vuoi, e poi la malattia è quella che c'è. Se ho dei dolori, vabbè, sto a casa come chiunque ha per esempio l'influenza e qualche giorno è impossibilitato a fare le cose di tutti i giorni. Come Mirella che ha il raffreddore, voi non vedete, ma che si soffia continuamente il naso stamattina perché funziona così, però è così, è sempre Mirella che è qua anche se ha il raffreddore. Allora Ombretta, cosa dici di questa proprio energia che esprime anche Clementine? Ma quanta energia! Spero che te la trasmetta, a parte che ti vedo molto bene, è veramente complimenti. Ascolta, ma quel gesto che hai fatto quel giorno, che poi mi ha mandato anche il messaggio che io ho voluto anche leggere perché era un messaggio molto importante, questa energia che avevi dentro e che finalmente è esplosa, direi no, io sono quello che dice Mirella, sono Ombretta, cos'è sta cuffia? Prego Ombretta. Sì, no, ma è vero, perché infatti io non sono la mia malattia, anch'io non sono la mia malattia. Io ho questo linfoma non Hodgkin che sto cercando, anzi che insomma in buona parte se n'è anche andato fuori dalle scatole, diciamolo tranquillamente, e sono molto contenta di questo, dai risultati degli ultimi esami che abbiamo fatto. E quindi, ma io ci scherzo anche molto sopra, infatti io ti dico, ho un gruppo di amici che io la chiamo la mia seconda famiglia, che loro non mi vedono come una persona malata, ma è giusto che sia così, ma neanche la mia famiglia, ovvio mia mamma poverina si deve sgobbare, magari accompagnarmi in degli hospital, mi aiuta, mi fa lei le punture, cose, però io non è che dico sono per forza Ombretta con un linfoma non Hodgkin e me lo sono tatuata da qualche parte, no. Anzi, sai che io lo chiamo un incidente di percorso e ho voluto raccontarlo in quel famoso libro proprio perché la gente capisca che c'è tanto altro al di là di una malattia, c'è una malattia ma c'è un mondo,
c'è un mondo che comunque ti aspetta fuori e tu questo mondo lo vivi perché comunque esci, frequenti persone, vedi gente, non è che sei in una bolla, non è che ti mandano sulla luna perché c'hai un linfoma, ma che scherziamo? Io sono piena di energia, ovvio quando ho fatto la chemioterapia ero uccisa, vabbè ci sta, vorrei vedere a chi non succede, ma cioè, sei una persona come tutte le altre. Ascolta, Ombretta, il primo giorno che sei uscita senza cuffietta oppure quando te la sei tolta dopo la mamma, cosa ha detto? La mamma era contenta e mia mamma mi stava guardando comunque dall'altra parte della casa in diretta televisiva e ha detto che hai fatto benissimo perché lei non riusciva a togliermi sta benedetta cuffietta. E da lì io ho cominciato a uscire senza, non l'ho più voluta, cioè tanto che era un venerdì, lunedì avevo un controllo in The Hospital, io mi sono presentata senza cuffietta e lì avevano tutti visto la trasmissione perché poi avevo mandato il link e mi avevano detto hanno fatto bene a dirti di togliere la cuffietta. Adesso vado molto orgogliosa dei miei capelli pazzi, mi piacciono anche tanto. Guardati, se no avevo ragione di togliere quel cavolo di cuffietta là. Guardati, vedi che avevamo fatto bene. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno alla signora Ombretta e alla dottoressa Clementini. Allora, io voglio soltanto dire Mirella che anch'io nel mio piccolo, e qui naturalmente voglio che mi ascoltate un attimo, anch'io nel mio piccolo ho subito delle discriminazioni, ma diciamo a livello burocratico, sia ben chiaro questo discorso, non ha niente a che vedere col colore della pelle, questo e quella, ci mancherebbe altro, però la discriminazione che ho avuto io è peggio ancora perché mi fidavo di certe persone che mi aiutassero, poi ho visto che praticamente, da italiani naturalmente, credevano che mi aiutassero, poi alla fine hanno girato l'angolo, quindi ci sono tante persone che si prestano bene per cercare di aiutarti, poi alla fine se la svignano. Allora, che cosa significa questo discorso? Che quando succedono i problemi, ok, per quanto amici siano, se la svignano all'ultimo momento, però c'è un proverbio che dice l'amico vero si vede quando sei in difficoltà, ok? Questa è la realtà, che poi alla fine la realtà è un'altra, comunque va bene. Ecco, io voglio salutare tutti quanti voi, ciao Mirella e tantissimi auguri alla signora Ombretta. Ecco, buongiorno a tutti. E anche a Clementine, ecco, perché sono due le signore che salutiamo. Ascolta Clementine, perché sei diventata dottoressa in linguistica? Spiegami, perché hai scelto questo percorso? Sì, allora io sono nata in Costa d'Avorio e cresciuta in Burkina Faso perché il mio paese di origine è Burkina Faso, ma i miei genitori erano immigrati in Costa d'Avorio per lavoro e io ci sono nata, però non ho mai vissuto lì. E poi da noi non è poi così semplice poter andare a scuola perché le condizioni di vita non permettono a tutti di avere accesso all'istruzione. Ora qualcosa sta cambiando, però ai miei tempi la scuola è anche pubblica, però sono i genitori che devono prendere in carico tutto, per cui molti non se lo possono permettere. E io sono stata una che ha perso velocemente il padre, mio papà è morto quando io ero piccolina, a 42 anni era già morto, e sono stata separata dalla madre, ho vissuto nella capitale, per cui ho vissuto senza famiglia praticamente, e in un contesto di miseria la gente non vuole responsabilità, per cui la responsabilità della mia istruzione non l'ha voluto rispondere nessuno, e allora è stata una sofferenza, ma io avevo una grande voglia di andare a scuola, di studiare. Ho insistito anche a volte facendo la scuola fuori sotto l'albero, ascoltando dalla mia posizione di fuori, perché senza la retta scolastica non è sempre
facile stare in classe, quando arriva l'economo ti mette fuori. E ho fatto così, comunque finito la scuola elementare, poi dopo sono rimasta a casa un anno perché non c'erano soldi per pagare le medie che erano più cari, poi comunque ci sono stata, dopo quell'anno ho ripreso la strada della scuola grazie a uno zio, e poi così pian piano sono arrivata alle superiori, ho passato la maturità. Nel 2000 sono andata all'università, sempre lavorando un po' da me, ho fatto un po' di pulizie per poter avere la retta accademica e sperimentare la vita studentesca. Nella mia testa volevo fare solo un anno di università, solo per dire che l'ho fatto anch'io all'università, almeno un annetto. Poi da là i risultati sono stati molto buoni e i professori mi hanno detto che dovevo continuare, eccetera. E mi sono battuta, ho conosciuto un padre missionario tedesco a un certo momento che mi ha sostenuta e io ho potuto discutere la tesi di laurea, e dopo, quando pensavo fermarmi, è arrivata una buona notizia della possibilità di gareggiare per vincere una borsa di studio per l'Italia. È stato un miracolo. Ecco, io ho gareggiato con la paura nel cuore perché era una grande opportunità, non dovevo assolutamente mancarlo, e per fortuna su 13 borse di studio sono riuscita a vincere la quarta e sono arrivata a Pisa nel 2008. E là ho fatto gli studi per il dottorato, sempre in linguistica, acquisizione della lingua per i bambini. Nel 2012 ho scriso la tesi di dottorato e eccomi qua, sono dottoressa. Vai. Ombretta, no, dimmi se non hai avuto piacere di conoscere Clementine questa mattina, che spero che Clementine legga il tuo libro, anzi lo devi leggere. Finalmente primavera anche per te, Clementine, finalmente primavera. Questa bimba che ascoltava le lezioni sotto l'albero, hai sentito, Ombretta, cosa vuoi dire? È bellissimo come ha raccontato la storia di Clementine, chissà quanti Clementine ci sono in giro. Prego. Guarda, è una storia bellissima che mi sta veramente emozionando proprio, e poi Clementina ha una bellissima narrazione, quindi io, mentre tu raccontavi, mi sembrava di essere lì con te nelle varie fasi, nelle varie tappe, cioè veramente grazie che hai voluto condividere anche con me questa storia, veramente. Ascolta Ombretta, ma questa finalmente primavera che hai scritto, pensa che il libro che hai scritto e il titolo che hai dato, pensa quante persone che stanno sperando che arrivi veramente la primavera, perché la primavera è proprio l'apertura del corpo, il corpo cambia, gli ormoni si girano, fanno diventare matte queste povere donne, c'è di tutto e di più in primavera, i colori, il tepore, anche se qua sta primavera veramente ci lascia molto a desiderare. Perché hai scelto questo titolo, Ombretta? Beh, allora, perché mi sono sempre immaginata il momento della remissione un po' come una vera primavera, perché tu in tanti mesi di malattia o comunque di cure, eccetera, ti senti un pochino come un ramo sfoglio, no? Poi quando cominci a vedere come appunto anche in questo momento cominci a vedere che le cose vanno bene, che gli esami vanno bene, che c'è tutto un procedimento e anche il tuo corpo comincia a reagire in modo diverso perché ti ascolti e ti immagini un pochino come io mi sono sempre immaginata un po' come una gemma che sta lì, aspetta che arrivino i raggi di sole, poi si schiude, finalmente diventa fiore, si apre e finalmente rinasce. Ecco, io me la sono proprio immaginata, poi io adoro la primavera, sono nata in primavera, quindi diciamo che il messaggio sarebbe proprio di dare speranza a tutti, perché c'è sempre un'opportunità, una nuova opportunità, una speranza che non è solo anche da uscire da una malattia. Però guardare la storia di Clementine è stata una rinascita, quella, una ripartenza, una nuova vita che è sempre una nuova vita, no? Un rinnovarsi. Quindi io vorrei che la gente lo leggesse proprio perché in qualsiasi situazione queste persone si trovino possono capire che bisogna attraversare l'inverno perché poi arriva sta primavera prima o poi.
Allora io, se siete d'accordo, vi scambierò i numeri e le mail, così potete anche salutarvi, potrete tenervi in contatto, perché penso che vi uniscano tante cose. Veramente, da quello che ho capito, forse c'è questo feeling che c'è tra di voi, che magari non lo sapete, e che grazie a di essere stata ospite questa mattina magari vi siete conosciute. Sentiamo come ci saluta veloce la dottoressa Clementine Pak-Mogda. Dottoressa, come ci saluta veloce? Allora, vi ringrazio tantissimo per questa possibilità che ci date sempre di avere voce. Siamo persone così comuni, e quando vediamo che poi qualcuno pensa a noi per farci raccontarci, per scambiare due parole, ci fa molto molto piacere. Noi vi ringraziamo tanto, vi auguriamo tutto il bene, e ringrazio anche tutti quelli che ci stanno ascoltando ora, e spero che avremo altre occasioni di chiacchierare su altri temi, che fa sempre piacere. Veramente grazie. Grazie alla dottoressa Clementine Pak-Mogda, dottoressa in linguistica, presidente associazione Talassemici. Grazie, è stata con noi, collegata con noi da Parma. Grazie Ombretta Frezza, critica e storica dell'arte, che sta combattendo per far tornare sempre primavera. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Cotolette alla bolognese. Cotolette alla milanese o alla bolognese? A sostegno dei milanesi, il maresciallo Radetzky in una lettera afferma di aver scoperto a Milano la famosa cotoletta e ne descrive minuziosamente la ricetta. Merito dei bolognesi è stato quello di rendere la cotoletta milanese più ricca e appetitosa. Ingredienti per 4 persone: 4 fette di vitello, 4 fette sottili di prosciutto crudo, 100 grammi di grana, 80 grammi di burro, un uovo, pangrattato, un cucchiaino di sugo di tartufo nero, brodo di carne, sale, pepe. Battete le fette di vitello. Sbattete l'uovo con poco sale e pepe. Passate le fettine prima nell'uovo e poi nel pangrattato. In un tegame lasciate fondere il burro e fatevi dorare la carne da entrambi i lati. Quindi su ogni fetta adagiatene una di prosciutto. E sopra disponete sottili scaglie di grana e un non nulla di sugo di tartufo.
bagnate con un po' di brodo di carne. Coprite e lasciate cuocere fino a quando prosciutto e formaggio diventano traslucidi. Al momento di servire, velate le cotolette con un po' di burro. E buon appetito!